Buongiorno, benvenuti a Sveglia Trieste. Quest'oggi avremo ospiti in studio Giorgio Sclip della lista Russo.Franco e Riccardo Ledi di Fratelli d'Italia della quarta circoscrizione. Se volete fare le vostre segnalazioni ai nostri ospiti potete farlo come sempre chiamandoci qui in diretta al nostro numero oppure scrivendoci una mail al consueto indirizzo. Avremo naturalmente anche la nostra rassegna stampa nella prima ora della trasmissione con poi collegamenti esterni, ma cominciamo subito con le previsioni del tempo. Allora andiamo a vedere la situazione generale. Secondo l'Osmer regionale, giovedì oggi una depressione in quota presente sull'Italia nord-orientale manterrà tempo perturbato. Tra venerdì e sabato l'afflusso di aria più secca porterà a tempo migliore e più stabile. Quindi oggi giovedì 29 gennaio cielo in prevalenza coperto con atmosfera umida, piogge sparse in genere deboli e principalmente concentrate nella prima parte della giornata. Sulla zona montana precipitazioni moderate con quota neve intorno ai 700-800 metri circa. Questa è la situazione di oggi. Domani c'è già un piccolo cambiamento, cielo in prevalenza nuvoloso anche coperto sulla fascia alpina, saranno possibili deboli precipitazioni tra Alpi e Prealpi Carniche con quota neve a 800-1000 metri circa, specie nella prima parte della giornata. Su pianura e costa non sono escluse pioviggini. Soffierà Borino sulla costa, al più bora moderata a Trieste. Poi sabato 31 gennaio cielo in prevalenza poco nuvoloso, nubi basse nel Tarvisiano che potrebbero poi diradarsi nelle ore centrali della giornata. Sulla costa e sulla fascia orientale soffierà bora moderata. Questo è il quadro meteo secondo l'Osmer ARPA regionale. Allora andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani che sono in edicola oggi e cominciamo come sempre con il Piccolo di Trieste. Vediamo che si parla con una lunga intervista al presidente Marco Monaco della terza corsia dell'autostrada per quanto riguarda autostrade Alto Adriatico. Fra un anno il cantiere da 870 milioni. Questa l'intervista realizzata dal Piccolo, l'Isert Casello da eliminare, sto studiando come riuscirci il nodo della barriera, dice Marco Monaco. Poi sarà a pedaggio la superstrada tra Dragogna e Capodistria. Istria opera in carico a Dars, la Slovenia accelera sulla Capodistria Dragogna, Lubiana, Dars, Società per le Autostrade Slovene, investirà nella costruzione della superstrada. Carciotti, un'anteprima, il palazzo neoclassico sulle rive di Proprietà Generali, emergono in circoscrizione alcuni dettagli del progetto firmato da Carlo Ratti. Oltre al hub per l'intelligenza artificiale previsti un ristorante e 50 alloggi. La cupola restaurata e le corti aperte al pubblico. Emergono quindi questi primi dettagli del progetto di riqualificazione dei 15.000 metri quadrati di Palazzo Carciotti. La cupola sarà restaurata e il pubblico potrà accedervi attraverso un percorso dedicato. Vediamo il nostro reportage dal chiosco di via Carducci, angolo via Coroneo, il reportage appunto del Piccolo tra le edicole. La sveglia alle 3, tanti giornali, Giorgio è una vita da edicolante. Litigò con la convivente, bruciò la casa, 5 anni, patteggiamento per il rogo di agosto in via Re Voltella. Ancora piano oncologico, muro di Riccardi, rimane così o mi dimetto. Innoway replica, metà degli operai finisce in cassa, torna la protesta. Bagnoli, riconversione in salita, ne abbiamo parlato anche noi ampiamente ieri. Poi Trieste spreca tutto a Tenerife per quanto riguarda la Basket Champions, in vantaggio di 16 finisce 84-82. Vediamo l'edizione isontina, multipiano altro rinvio per quanto riguarda Gorizia, slitta ancora l'apertura del park ormai pronto, cambiata la normativa antincendio da aggiornare. Gorizia aspetta da mesi la struttura da 220 posti auto, il nuovo intervento costerà 300.000 euro. In primavera al via un utilizzo parziale. Bici nella Galleria Bombi, il comune rivede la convenzione, l'accordo con il demanio. Febbre e malori da un mese, muore di leucemia a 51 anni. A Capriva la donna ha scoperto la malattia solo in ospedale. Capriva del Friuli piange Mara Siricano, scomparsa a soli 51 anni per una leucemia fulminante. Gorizia, Nova Gorizia,
Gorizia gli abitanti più eventi unirebbero le città. C'è un piccolo sondaggio oggi sul Piccolo, edizione isontina. A Fossalon rilancio con i bachi, il piano per la frazione agricola. Andiamo a vedere gli altri giornali, le prime pagine dei quotidiani nazionali, a cominciare dal Corriere della Sera. La minaccia di Trump all'Iran, ultimatum della Casa Bianca sul nucleare, gli ayatollah pronti a entrare in guerra, Fico a Mar-a-Lago traumatizzato da Donald e fuori di testa, il PD, i Pasdaran in Italia per i giochi, Teheran nega. Sospesi 2 agenti che hanno ucciso Pretti in America. Ancora Niscemi che frana, zona rossa estesa, Meloni agiremo. Ora uno stop ai tributi per le aree colpite, il suggerimento della leader PD Elly Schlein. Il TAR boccia il ricorso, referendum a marzo, quindi i promotori dicono violata la carta. Il TAR ha respinto ricorso sulla data del voto per il referendum sulla giustizia. Si andrà dunque alle urne il 22-23 marzo. Champions, i nerazzurri vincono ma non basta per gli ottavi, Inter, Atalanta, Juventus ai playoff, Napoli fuori. Vediamo il Domani, Iran, Trump punta all'escalation, una grande armada contro di voi, ICE, sono stati 2 gli agenti a sparare a Pretti, il legale di Good, causa al governo. Poi avviso a Salvini, il Nord dà più soldi alla vecchia Lega. La Stampa, Iran, assedio di Trump, trattate o siete finiti, le minacce del leader USA, se perdo al mid-term cose molto brutte, mi ricandido ancora. Niscemi e la Sicilia che vuole usare i fondi del ponte, la visita della Premier. Poi ancora sempre sulla Stampa, Pennac e lo scrittore Io e Benny, parla lo scrittore francese, racconta l'amico, noi due, tristezze che fanno ridere. Vediamo il Fatto Quotidiano, Niscemi, destra divisa sui miliardi del ponte, esclusa pure dal PNRR, 30 anni di incuria. E poi Olimpiadi, le bugie sull'AIS e la rissa sui biglietti gratis. Sport nazionali, la russa il fatto, non possiamo sindacare gli USA. Il Giornale, pronta l'armata, Trump minaccia di colpire l'Iran, gli USA vogliono un accordo, la via stretta per l'attacco, Khamenei nel mirino, la promessa di Meloni, mai più ritardi negli aiuti, nella visita a Niscemi, poi le elezioni di Albanese spaccano l'Europa, rivolta contro l'invito a parlare a Strasburgo, il centrodestra basta propaganda pro-PAL. Vediamo il Libero, il prof mi chiama fascio, scuola, i racconti, shock, indottrinamento rosso. Le risposte al questionario dei giovani Fratelli d'Italia, parlate dei docenti di sinistra. Il mio esultava per Charlie Kirk. Il PD insorge e chiede di fermare tutto. Meloni a Niscemi e per i Verdi la città edificata sulla sabbia crolla per colpa di clima e ponte. Vediamo la Repubblica, lo scandalo Niscemi, nessun progetto con i fondi del PNRR. Meloni in Sicilia, 100 milioni sono solo un inizio, anche la destra in regione usare i soldi del ponte. L'armada di Trump pronti a colpire l'Iran. Il presidente USA senza accordo il nuovo attacco peggiore che a giugno. Teheran reagiremo, lo stop della Cina, no all'avventurismo militare. Ecco, questi sono alcuni dei titoli principali sui quotidiani di oggi, quotidiani nazionali, ma torniamo a quello locale, al Piccolo, e andiamo a vedere appunto questo approfondimento sulla terza corsia in A4, fra un anno il cantiere da 870 milioni di euro. L'analisi di Marco Monaco, presidente di Autostrade Alto Adriatico. E c'è tutto l'approfondimento appunto con questa intervista realizzata proprio nella redazione del Piccolo. Trasporti, il reportage, Lumaca TAV tra Padova e Verona, cantieri e ostacoli. Superstrada Capodistria Dragogna invece i 16 chilometri saranno a pedaggio, ma è un'opera comunque molto attesa. Allora andiamo alle pagine della regione, si parla del piano oncologico, ieri ne ha parlato il
e l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi, che evoca le dimissioni. Il piano oncologico resta così. L'assessore difende la revisione basata sui numeri fissati da Roma per gli interventi chirurgici, qualità di cura. Difende insomma il suo operato, e poi sui medici di base pensionati al lavoro, voto unanime sulla legge della Giunta. La condivisione del disegno di legge in commissione non spegne però le polemiche politiche sulla gestione del sistema. Il ministro Ciriani a Roma ha depositato l'emendamento che conferma anche i benefici economici. Allora, ne abbiamo parlato anche noi ieri con un servizio, con una lunga intervista all'assessore proprio Riccardi, al termine di questo voto unanime all'interno della terza commissione del Consiglio regionale. Allora possiamo rivedere insieme il servizio. Questa settimana ha tenuto molto banco la polemica tra lei, l'europarlamentare Cisint e la Lega. Polemica superata? Ma io non ho fatto nessuna polemica con l'onorevole Cisint, semplicemente il PD mi ha detto che sono commissariato dalla Cisint e io ho risposto: se a qualcuno posso essere commissariato dalla Cisint, io non credo. Tutto lì, poi da lì è nato, naturalmente la politica ha le sue logiche, ma io polemica non ho fatta proprio con nessuno. L'assessore alla salute Riccardi chiude così la polemica che ha infiammato il dibattito sulla sanità regionale negli ultimi giorni e incassa con non celata soddisfazione l'unanimità della terza commissione sull'emergenza medici di base. La commissione ha dato parere unanime alla possibilità che le aziende possano contrattualizzare medici in quiescenza. Questo è un contributo alla soluzione di un problema molto più complicato, molto più articolato, non è che questo provvedimento risolverà tutto. Sul disegno di legge l'intesa era arrivata in giunta dopo giorni di tensioni nella maggioranza di centrodestra, col tentativo affossato di inserire la norma salva pensionati nel provvedimento sui carburanti. E intanto proprio oggi il ministro per i rapporti col Parlamento Luca Ciriani ha annunciato che è stato depositato l'emendamento del governo al decreto mille proroghe per il trattenimento in servizio su base volontaria dei medici fino a 72 anni d'età, una misura che contiene già quanto previsto dal disegno regionale, ovvero di poter richiamare in servizio i medici andati in pensione per tutto il 2026. Peraltro questo provvedimento si affianca all'altro lavoro che sta facendo in maniera importante il governo, perché le misure del governo possono intervenire nella materia fiscale, nella materia previdenziale, sulla quale la Regione non può intervenire. Quindi io penso che tutto quello completerà e consentirà di avere anche una maggiore attrazione nei confronti dei medici che sono in quiescenza. Stiamo mettendo in campo tutte le misure possibili che sono ammissibili. Sappiamo perfettamente che questo è un problema che si trascina da decine di anni, non avendo fatto delle scelte strutturali. Il Paese ha bisogno di rivedere il rapporto tra la medicina generale e la sanità pubblica. Allora, questo appunto è il servizio su quello che sta succedendo in Regione per quanto riguarda proprio la sanità. Andiamo avanti ancora con altre notizie. Ieri vi abbiamo parlato anche noi di questa. Il No Way riporta gli operai in cassa, sindacati e Regione contro l'azienda. La produzione rallenta per problemi dell'unico fornitore croato. Siamo al lavoro per cercare alternative, ha risposto l'azienda. Ne abbiamo dato lettura anche noi della nota appunto diffusa ieri pomeriggio. La riconversione a Bagnoli della Rosandra però risulta preoccupante, insomma, per quanto riguarda soprattutto la posizione dei lavoratori che ieri si sono riuniti in assemblea davanti ai cancelli della fabbrica. Rivediamo insieme il servizio. Preoccupazione di tutti, non solo di chi sta lavorando interno ma anche di chi aspetta da 1 anno e mezzo di rientrare, che non si concreti questo progetto. Questo è il punto principale. Perché c'è poca chiarezza da parte dell'azienda, agli incontri dicono delle cose che poi disattendono nei fatti, e questa è una cosa che preoccupa molto. Uno stop improvviso comunicato solo ieri ai sindacati. 8 giorni di cassa integrazione continuativa con possibile proroga alla Innoway per circa metà dei 90 occupati. Volti tesi e preoccupati fuori dai cancelli dell'ex Varsila nell'assemblea convocata d'urgenza da FIM, FIOM e Wilm ad appena una settimana dalle rassicurazioni ricevute dall'azienda al tavolo ministeriale. Verranno messe a data odierna fino a venerdì della prossima settimana in maniera continuativa in cassa integrazione a causa di un problema di approvvigionamento di materiale, di materie che servono
appunto la produzione. Questo noi ce lo saremmo aspettato eventualmente come dichiarazione in sede ministeriale. Quello che non capiamo è proprio questo atteggiamento da parte dell'azienda, dove tende a nascondere le informazioni. Noi abbiamo appena concluso un incontro al Ministero in cui si è fatto il punto sul piano industriale, sulle evoluzioni, insomma sull'ingresso dei lavoratori, gli organici, quant'altro, su quello che dovrà essere il piano industriale da qui nel 2026-2027. Già scopriamo in quella sede che un pezzo del piano industriale viene slittato al 2029 e questo non faceva parte dei piani iniziali, quindi questo è già un elemento sicuramente critico. Non è solo la scarsa trasparenza aziendale a impensierire i lavoratori che hanno già conosciuto l'incubo della cassa integrazione, a preoccupare sono anche le tempistiche di riassorbimento dei tanti lavoratori ex Wärtsilä in attesa. Sono state svelate delle garanzie anche con il plauso delle istituzioni, che però non hanno trovato seguito 2 giorni dopo con questa richiesta di cassa. La comunicazione ieri della collocazione in cassa integrazione della metà dei lavoratori che sono stati ricollocati per la reindustrializzazione è uno schiaffo che arriva in faccia ai lavoratori che hanno pagato ampiamente la crisi e che oggi stanno vivendo le inefficienze e l'incapacità del gruppo dirigente di gestire questa fase di reindustrializzazione. Allora, ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Abbiamo al telefono l'ispettore Catazzaro, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Per quanto riguarda la nostra serata di ieri siamo dovuti intervenire in 3 sinistri fondamentalmente. Uno era un incidente con ferito, un lieve investimento in via Udine, non so l'entità della gravità, comunque non credo fosse nulla di terribile fortunatamente, e ancora un paio di incidenti a carattere di soli danni, uno che ha visto coinvolto un bus e un'auto, l'incrocio un nostro classico di via Cadorna con via dell'Annunziata, e poi un lieve tamponamento, credo anche dovuto alle condizioni meteo, e un tamponamento dinamico tra 2 auto in via Carducci. Per quel che riguarda la viabilità, il traffico al momento risulta abbastanza scarso, insomma tutto regolare. Faccio una nota relativamente a quanto ieri di via Baiardi. Da quanto so probabilmente non dovrebbero aver concluso la pulizia dell'area, per cui la via è tecnicamente aperta, raggiungibile all'altezza dei civici 82-86 rispettivamente dal basso e dall'alto, quindi chi dovesse arrivare sul posto sappia che potrebbe avere dei problemi, perché appunto dovrebbero esserci ancora i cascami dell'albero in carreggiata. Capito. Relativamente ad oggi, per quel che riguarda i lavori di ammodernamento e di manutenzione delle linee per gli impianti semaforici della città, avremo lavori sia in mattinata che nel pomeriggio. Mattinata sugli impianti di via Ginnastica, in particolare con la via Timeus, e nel pomeriggio ci saranno i lavori nelle aree di via Pascoli, Niccolini e via Conti. Ovviamente avremo le nostre pattuglie impegnate per la viabilità sul posto. Ancora una nota che ho visto, è un po' fuori città, ho visto c'è un'area di cantiere nella baia di Grignano dove ci sono divieti di transito e di sosta, perché stanno facendo dei ripristini anche dell'asfalto nell'area demaniale sotto. Chiaro. Al momento non avrei altre notizie per gli aggiornamenti della giornata con i colleghi che ci seguono. Senz'altro, grazie. Allora buona giornata e buon lavoro anche ai suoi colleghi. Salve, buon lavoro, Grazie, buona giornata a voi, saluti. Buona giornata, noi andiamo avanti, restiamo nella pagina economica della regione, del piccolo, perché si parla anche della metalmeccanica che torna a crescere, ordini in lenta ripresa grazie all'export USA e Germania, i primi mercati del settore. Pozzo sul contratto del comparto, detassare il lavoro in modo strutturale, questa la richiesta. Un'altra situazione di crisi, l'ipotesi di un concordato per la crisi di Rizzani De Ecker. Dopo il nuovo stop ai cantieri, questa volta a Venezia, il gruppo friulano rischia di perdere alcuni dei suoi maxi appalti. Qui vediamo alcuni appunto di questi appalti, ricordiamo anche quello dell'ospedale qui a Trieste, poi ancora
Sostenibilità Friuli migliora il rating per Mode Finance S2+, poi ancora MPS schierita sull'Ovaglio, tutti gli amministratori partecipi delle decisioni. Ancora sempre nelle pagine economiche appunto della regione abbiamo visto appunto la situazione Innoway, ma ieri si è parlato anche di questo bando da 15 milioni per l'area di crisi, sbloccati fondi congelati dal 2014 appunto per la zona industriale di Trieste. In arrivo la selezione per progetti produttivi ambientali a Trieste. L'assessore Bini dice qui incredibili potenzialità e c'è ancora spazio per crescere. Ne abbiamo parlato anche noi ieri con un servizio di Bernardo Gulot di questo bando appunto da 15 milioni per l'area di crisi, per l'area industriale di Trieste, vari investimenti insomma per l'industria triestina. Ne ha parlato l'assessore Bini, allora rivediamo insieme il servizio. Un nuovo pacchetto di opportunità si apre per le imprese che vogliono investire a Trieste nel suo Interland industriale. È stato infatti pubblicato il bando legato alla legge 181, lo strumento nazionale pensato per rilanciare le aree di crisi industriale complessa, che nel caso giuliano mette a disposizione 15 milioni di euro per sostenere nuovi progetti imprenditoriali. L'iniziativa riguarda in particolare le zone produttive dell'ex Exit, oggi gestite da Coselag, alcune aree demaniali in concessione alla siderurgica triestina, e l'area dell'ex Arsenale nei territori comunali di Trieste, Mugge e San Dorligo della Valle. Possono candidarsi imprese di qualsiasi dimensione, anche di nuova costituzione, oltre a reti di imprese purché presentino programmi di investimento con spese ammissibili non inferiori al milione di euro. Sono finanziabili sia investimenti produttivi come nuove unità, ampliamenti o riconversioni, sia interventi per la tutela ambientale e l'efficienza energetica. Le agevolazioni combinano contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, con intensità variabile in base alla tipologia di intervento e alla dimensione dell'impresa. È stato uno stimolo che noi abbiamo dato determinante al fine di mettere a disposizione queste risorse per un territorio, l'ho detto prima durante la presentazione del bando, che ha delle potenzialità di crescita enorme, ancora enorme. Le domande potranno essere presentate tra il 26 febbraio e il 23 aprile 2026. Promotore dell'iniziativa attraverso la Regione Friuli Venezia Giulia è il Ministero del Made in Italy, un bando questo che viene ripresentato dopo lo scarso successo di quello precedente. Un punto cardine per andare incontro alle imprese è la procedura, che è stata notevolmente agevolata, permettendo così a tutti di poter partecipare. Il primo bando, adesso non mi ricordo in che anno è stato pubblicato, non ha avuto molto successo proprio per la difficoltà che hanno riscontrato gli imprenditori nel presentare le domande. Quello che io ho chiesto è: rendete la vita semplice a chi fa le domande. Ci hanno garantito che sarà un po' più semplice, e soprattutto a me ha fatto piacere sentire durante la presentazione del bando stesso che ci sono già state delle interlocuzioni tra consulenti, imprenditori e Invitalia, quindi c'è una certa manifestazione di interesse. Allora, vediamo la pagina di Trieste della cronaca, si parla di Palazzo Carciotti, ci sono queste anticipazioni sulla rinascita dell'edificio neoclassico sulle rive. Ecco il progetto: 50 alloggi, locali, negozi e ricerca. L'anteprima del piano di Generali, oltre al lab sulla intelligenza artificiale, anche retro residenziale e ristorazione sul canale. La cupola che Matteo Perch progettò come osservatorio e poi nei decenni caduta in disgrazia sotto i colpi della Bora e dell'incuria, tornerà accessibile per chi vorrà visitarla, fulcro di un percorso verticale attraverso architetture monumentali e innovativi affreschi digitali. Il simbolo principale del neoclassicismo triestino tornerà così patrimonio della sua città, affiancando ad attività di ricerca e culturali una cinquantina di appartamenti, sale espositive e spazi commerciali, in coerenza con la funzione originaria di Palazzo Carciotti. I primi dettagli del progetto di riqualificazione dei 15.000 metri quadrati dell'immobile si svelano a distanza di quasi un anno dall'acquisto da parte di Generali, aggiudicatasi l'edificio all'asta con un'offerta da 13,2 milioni. L'occasione è l'illustrazione della proposta progettuale alla circoscrizione di quartiere, che ha potuto visionare prima d'altri i render firmati dallo studio Carlo Ratti associati. Alla fase di autorizzazione da parte di soprintendenza e comune seguiranno circa 3 anni di lavori per un investimento che
La D di Generali, Aldo Mazzocco, stimò in un'intervista rilasciata all'indomani appunto dell'aggiudicazione nell'ordine di circa 60 milioni. Qui vediamo alcuni rendering, la situazione invece attuale del palazzo. Di Palazzo Carciotti. Pneumatici tagliati all'auto utilizzata dal piromane, siamo alla cronaca, le indagini di polizia locale, poi ancora ragazzina sta andando al Carducci, sconosciuto la prende a ginocchiate, l'aggressione in via Battisti, la studentessa era diretta a scuola in via Rismondo. Anche sul Piccolo si dà conto di vari furti nelle case, furto in casa nella zona di via dell'Eremo, i ladri hanno aperto la porta col trapano, una trentina di colpi da inizio gennaio in città. Ne abbiamo parlato anche noi di questa serie di furti, in questi casi è intervenuta la Polizia di Stato, qui ci sono anche altri episodi in cui sono intervenuti i carabinieri. Allora rivediamo insieme il servizio di Gianluca Paladin. Raffica di furti in casa, un fenomeno che non si placa. I ladri, solo nella giornata di ieri, hanno colpito 3 abitazioni, una in via Cologna, un'altra sull'altipiano Carsico e una a Rozzol, nella zona di via d'Angeli. Nei giorni precedenti, almeno altri 2 casi a Trieste. In tutti gli episodi, i malintenzionati sono riusciti a portare via gioielli in oro. In particolare, nel pomeriggio di ieri, in via d'Angeli, i topi d'appartamento sono entrati in una casa asportando la serratura. Si sono fatti largo per l'abitazione rovistando in varie stanze, rubati monili in oro fra orecchini e collane. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che sta indagando. Secondo quanto appreso è caccia a un gruppo di donne trasfertiste specializzate in furti in casa e con un obiettivo ben preciso: rubare oro giallo, facilmente rivendibile. Non è escluso inoltre che tutti i furti avvenuti in periodi ravvicinati siano attribuibili alla stessa banda di ladre che girano per tutta la regione alla caccia delle occasioni più ghiotte. C'è anche il dibattito sulla sicurezza, mozione negata, Salvati e Pasino all'attacco, i consiglieri comunali di PD e Pontofranco stigmatizzano le scelte del centrodestra. Bruciò l'abitazione della convivente, il rogo dopo la lite patteggia 5 anni, danni per 200.000 euro alla palazzina di via Revoltella in cui il 52enne aveva appiccato le fiamme. L'incendio del 13 agosto scorso, l'uomo era stato subito arrestato. Ancora ampio giro di spaccio in città, 21 anni per 5 imputati, ma cade l'accusa di associazione a delinquere. Presunta falsa invalida, chiesta condanna a 16 mesi. La donna avrebbe raggirato l'INPS per 15 anni intascando oltre 55.000 euro. Vediamo qui Giorgio si sveglia di notte, una vita in edicola, inizia a lavorare alle 4 quando la città ancora dorme, il furgone con i giornali arriva verso le 5 e la giornata termina alle 17, una giornata assieme al giornalaio. Ieri ci siamo occupati invece di altri servizi, altri accadimenti di cronaca, tra cui un arresto per un furto in un ristorante sushi del centro cittadino. Allora rivediamo insieme il servizio. Ha tentato di picchiare gli agenti di polizia che si erano lanciati all'inseguimento, ma gli è andata male. In manette un triestino di 20 anni accusato di furto aggravato. L'episodio è avvenuto nella notte del 4 gennaio, ma la notizia è emersa solo nelle ultime ore. Non erano ancora le 3 quando quella notte la polizia è dovuta intervenire su segnalazioni di alcuni cittadini in via dell'Orologio. Un giovane aveva appena rubato il registratore di cassa dal ristorante giapponese Koko Sushi dopo aver forzato la porta d'ingresso. Il rapido intervento degli agenti ha consentito di individuare subito il ricercato. Accortosi di essere inseguito dalla polizia, il ladro ha cominciato a fuggire e quando i poliziotti lo hanno raggiunto, il ventenne ha scagliato contro di loro la cassa appena rubata. Poi si è avventato sugli inseguitori cercando di colpirli con calci e pugni. Gli agenti hanno arrestato il giovane per poi condurlo negli uffici della questura e procedere con l'identificazione. Il ventenne si è rifiutato di fornire le proprie generalità. Successivamente i poliziotti, attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza delle telecamere del ristorante di sushi, hanno avuto la conferma dei sospetti. Ulteriori verifiche con i sistemi di videosorveglianza pubblici hanno consentito di appurare che la stessa persona aveva tentato di forzare la porta d'ingresso di un altro locale in riva Nazario Sauro nella stessa notte. Dopo l'arresto, il giovane triestino è stato posto ai domiciliari. Il registratore di cassa rubato al Koko Sushi è stato restituito ai proprietari.
Ancora cronaca, come abbiamo sentito anche nel collegamento prima degli agenti della polizia locale, ieri c'è stata la caduta di questo grosso albero in via Baiardi, allora rivediamo insieme com'è andata. Siamo arrivati sul posto dopo le tante segnalazioni ricevute anche tramite la polizia locale di Trieste. Un grosso albero è caduto in via dei Baiardi all'altezza più o meno del civico 86. Sul posto in questo momento stiamo vedendo, oltre al danno che è davanti ai nostri occhi, l'albero cascato, stiamo vedendo anche gli operatori di Acegas che sono arrivati sul posto per ripristinare la rete elettrica, perché l'albero cadendo ha abbattuto anche dei cavi. Diverse le persone e le famiglie rimaste senza elettricità. Una situazione di emergenza non da poco, quella verificatasi questa mattina a causa della caduta del grande albero che ha lasciato al buio per diverse ore i residenti di via dei Baiardi. Fra la pioggia e il vento di scirocco, il grosso arbusto, già segnalato come pericolante, ha ceduto, abbattendosi non solo sui cavi elettrici ma anche sul cancello di un'abitazione. Fortunatamente in quel momento, non era ancora l'alba, non transitava nessuno. Pompieri sul posto per tagliare il tronco dell'albero, poi l'arrivo degli operatori di Acegas che hanno lavorato sotto lo sguardo dei residenti rimasti senza luce. E adesso è successo quello che doveva succedere, insomma, ecco. Ringraziando il cielo lì non passa nessuno. Ho cercato di telefonare alla signora che abita in quella casa, non risponde, per tranquillizzarla o per dirle di avvisare i figli, ma adesso cercherò nuovamente di avvisarla perché penso che abbia preso paura se è in casa. Tutto qua. Perché appunto adesso l'emergenza è far tornare l'energia elettrica alle famiglie. Vedete, l'albero è davanti ai nostri occhi, altezza civici 84-86, operatori che stanno verificando lo stato dei cavi, sono giunti presto, il prima possibile, appena si è attivata l'emergenza. Polizia locale sul posto ai piedi di via dei Baiardi per segnalare appunto che ci sono le operazioni in corso e la via è stretta, è tortuosa, è difficile passare con una macchina piccola, un'utilitaria, figuriamoci con questi mezzi. Grandi manovre hanno dovuto fare gli operatori di Acegas APS Anga solo per posizionarsi. Intorno alle 10:30, dopo la sostituzione dei cavi, l'energia elettrica è stata ripristinata. Quindi sono partiti i lavori per la messa in sicurezza della via, con la rimozione dell'albero ammalorato. Ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, restate con noi. Allora, abbiamo parlato molto di sicurezza e di fatti di cronaca nella prima parte della nostra trasmissione. Riprendiamo quindi questa nostra rassegna stampa parlando ancora una volta sempre della questione sicurezza, in particolare dei controlli fuori dalle scuole che continueranno, così è stato deciso nel Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, ma si è parlato anche del prossimo Carnevale di Mugge e di tutte le misure per evitare spiacevoli incidenti. Allora, rivediamo insieme il servizio di Umberto Bosazzi. Proseguono a Trieste i controlli delle forze dell'ordine nei pressi delle scuole a tutela della sicurezza. Le attività avviate già all'inizio dell'anno scolastico continueranno secondo le modalità ordinarie, nel pieno rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, assicurando un'azione equilibrata, efficace e proporzionata. Lo ha stabilito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto oggi dal prefetto di Trieste Giuseppe Petronzi, cui hanno partecipato anche rappresentanti dell'ufficio scolastico regionale. Il Comitato, riporta una nota della Prefettura, ha ribadito l'elevata attenzione che le forze di polizia riservano al contrasto della violenza nelle scuole. Sono state altresì evidenziate la piena condivisione delle iniziative con le competenti autorità scolastiche e la volontà di mantenere sul punto un costante dialogo, nell'ottica di una collaborazione istituzionale improntata al rispetto delle reciproche competenze e finalizzata a garantire un ambiente sicuro e sereno per studenti, famiglie e personale scolastico. Secondo il Comitato, a tutela della sicurezza nelle scuole occorre un approccio integrato che affianchi all'attività di controllo anche iniziative di prevenzione, sensibilizzazione ed educazione alla legalità, ritenute fondamentali per contrastare in maniera strutturale i fenomeni
fenomeni di violenza. Tra i temi al centro della riunione la 72esima edizione del Carnevale di Muggia, partecipata ogni anno da migliaia di persone. L'introduzione del biglietto d'ingresso alla manifestazione è stata valutata quale misura di implementazione della cornice di sicurezza che vede impegnate in modo significativo le forze di polizia. Si legge sempre nella nota. Allora, torniamo proprio sul tema, qui si parla di Duino Risina. Telecamere a Duino Risina saranno attivate entro l'anno, ultimate le verifiche della polizia locale. Adesso partirà la conferenza dei servizi. Dopo i recenti furti, l'opposizione incalza l'assessore Petelin, l'iter già avviato. Questo è il progetto da $500.000 per quanto riguarda il comune di Duino Aurisina. Carnevale a Muggia, l'abbiamo appena sentito, con le nuove regole, definita l'area bus, aspettando i park, la doppia zona azzurra e blu proprio per questo ingresso nelle aree per le manifestazioni serali a €10. Nuova riunione ad hoc del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza dell'evento. Torniamo a Duino Risina. Ieri avevamo ospite anche il sindaco Gabrovec, ha parlato anche del giorno della memoria, lo vediamo anche qui sul piccolo, pietre d'inciampo per ricordare 6 vittime dell'Olocausto. Non dimenticheremo il sacrificio di questi nostri concittadini. Poi nei nostri studi il sindaco Gabrovec ha parlato anche di quello che è stato il tema principale, notato un po' da tutti, ovvero l'assenza degli studenti e delle scuole dalla cerimonia della risiera di San Sabba. Allora sentiamo che cosa ha detto, ha lanciato anche un appello. È stato detto da chi ha partecipato, è stato evidente, qualcuno proverà a porre rimedio. Le poche presenze di ieri durante le celebrazioni del giorno della memoria alla risiera di San Sabba pongono più di una riflessione sulla commemorazione, su come viene percepito il senso della giornata e sulla storia che riguarda l'intero pianeta sui fatti del Novecento. Il sindaco di Duino Aurisina, Igor Gabrovec, uno che non ci gira troppo attorno, proverà nel suo piccolo a rendere più partecipata nelle prossime occasioni la risiera di San Sabba, coinvolgendo le scuole del territorio del comune da lui amministrato, pur consapevole del fatto che probabilmente anche la formula stessa della celebrazione andrebbe in qualche modo ripensata. Mancavano tutte le scuole, non c'era una sola scolaresca e in questo senso è vero che le scuole hanno tante attività, ma io credo, è un appello che farò ai presidi quantomeno del mio comune, delle scuole medie inferiori, di far partecipare qualche ragazzo. Ci sono gli scuolabus, si fa una visita organizzata alla risiera prima della celebrazione, assistono alla celebrazione, sentono qualcosa, è una lezione di storia e educazione civica allo stesso tempo. Ecco, si parla di valore, si parla di tante cose, io credo che sia importante che i ragazzi ci siano, non per far numero, non per fare di pienone, perché non abbiamo bisogno del colpo d'occhio sulle foto, però queste cerimonie, come è stato detto da più parti anche ieri, hanno senso se comunicano qualcosa, se passano alle nuove generazioni il messaggio che nel passato, alla fine non molto tempo fa, sono successe cose terribili che si ripetono in tante parti del mondo sotto altre vesti anche al giorno d'oggi, quindi i giovani hanno l'impegno e per noi la speranza che queste cose vengano superate e gli errori del passato non ripetuti. E noi su questo tema ieri abbiamo sentito anche l'assessore comunale all'istruzione De Blasio che ha parlato anche lui appunto dell'assenza delle scuole da questa importante cerimonia. Allora risentiamo insieme e rivediamo il servizio. Allora, mi sento di escludere che vi sia stata l'intenzione di ridimensionare l'importanza della giornata da parte delle scuole. Al momento l'assessore comunale all'educazione Maurizio De Blasio indossa l'uniforme da pompiere e getta acqua sul fuoco delle polemiche in merito all'assenza delle scuole dalla cerimonia di ieri per il giorno della memoria. La Shoah e l'esodo, ragiona l'assessore, non solo sono al centro di numerose iniziative che il Comune organizza in occasione del 27 gennaio e del 10 febbraio. Quelle manifestazioni sono molto partecipate proprio dalle scuole. I nostri progetti proprio rivolti alle scuole sia
sulla memoria, sia sul ricordo, hanno sempre una grande partecipazione. Alla base dell'assenza delle scuole dalla risiera, secondo De Blasio, ci sarebbe una ragione ben più pratica e per certi aspetti più triste. Ma credo che vi sia stato semplicemente che sia stato un caso e che sia legato a come le scuole organizzano i propri eventi in funzione anche delle loro attività e dei loro programmi. Allora, queste le parole appunto dell'assessore De Blasio, sicuramente farà ancora discutere la questione appunto della giornata della memoria. Andiamo allo sport per la beffa nel finale, così titola il piccolo di basket in Champions League. Trieste accarezza il colpaccio a Tenerife andando fino al +16, poi i canarini piazzano la rimonta e Brown fallisce il tiro vittoria, quindi Tenerife 84, pallacanestro Trieste 82. Gonzales, un risultato che brucia, Jutov, complimenti agli avversari. Ma andiamo invece alle notizie dell'attualità e alle crisi internazionali. Sul piccolo sempre blitz alla Deutsche Bank, sospetto riciclaggio legato ad Abramovic. Agenti in borghese hanno perquisito la sede di Francoforte, una filiale a Berlino. Ripercussioni per il titolo dell'istituto tedesco che ha perso in borsa fino al 3%. La sponda di Macron alla Groenlandia, un richiamo al risveglio dell'Europa. Poi l'avvertimento di Trump all'Iran, il tempo stringe, un'armata è in arrivo. Il commander in chief vuole un accordo sul nucleare. La risposta del regime, abbiamo il dito pronto sul grilletto. Dichiarazioni davvero esplosive. Aggredita a Minneapolis la Dem Omar, l'attacco del tycoon è un'imbrogliona. Un uomo si è lanciato verso di lei con una siringa. Qui vediamo il momento dell'attacco alla deputata Ilhan Omar. Mostrò le foto di Karadzic e Mladic, lo condannano e scoppia il caso. La tensione nell'area dei Balcani, 3 anni di carcere a Miodrag Malic, attivista politico serbo-bosniaco. Dodik invoca la rivolta. Andiamo ancora ai nuovi equilibri internazionali. Mercosur e India, la strategia dell'Unione Europea, una lezione per riformare l'Europa. Ancora sempre sul piccolo, Meloni a Niscemi, l'abbiamo visto anche sugli altri giornali, volo sul disastro, risposte subito, pronti 100 milioni. La Premier in elicottero sulle zone colpite dai cedimenti, non si ripeterà il 97, intendiamo agire celermente. Sbottamenti e terremoti, tante le città fantasma, ma alcune sono rinate. Da Cerzeto ad Apice, Gibellina, capitale dell'arte 2026. Qui vediamo il reportage dalla zona rossa. Macerie e case collassate, un'area colpita appunto dalla frana a Niscemi. La polemica sui fondi, è uno spreco usarli per il ponte sullo stretto, insorgono le opposizioni. In Italia più di 684.000 frane, a rischio 1,3 milioni di persone. Ricordiamo la frana qui a Brazzano, insomma nella nostra regione, è davvero poco tempo fa che è costata la vita a 2 persone. Il TAR boccia il ricorso sul referendum, l'abbiamo visto su tutti i quotidiani. Giustizia, resta il voto il 22 e 23 marzo, no secco della maggioranza agli emendamenti per i fuorisede, le opposizioni insorgono. Ancora il generale Vannacci, confronto con Salvini e la Lega del Friuli Venezia Giulia si chiude a riccio. La tensione dopo la presentazione del nuovo simbolo, atteso nel fine settimana un incontro chiarificatore. Ne abbiamo parlato anche noi ieri chiedendoci un po' che cosa fanno i leghisti vannacciani, per così dire, della nostra zona di Trieste e Muggia. Allora andiamo a vedere nuovamente il servizio. Vannacci deposita il logo di Futuro Nazionale, ma cosa faranno i suoi simpatizzanti triestini? Mentre emerge il simbolo di quello che potrebbe diventare un nuovo soggetto politico legato al generale ed europarlamentare, i leghisti a lui più vicini si interrogano e per il momento rimangono alla finestra, in attesa di capirne di più. È il caso dell'assessore comunale di Muggia, Giorgio De Sanctis, già vice segretario locale della Lega. È una domanda prematura, ci ha risposto al telefono, c'è solo un simbolo, nessun nuovo partito.
e poi sono in giunta, ho delle responsabilità, resto a vedere cosa succede. A capo del team Vannacci di Muggia, De Sanctis non è l'unico simpatizzante locale. In Consiglio Comunale a Trieste, tra gli entusiasti del messaggio del generale della prima ora, c'è Giampiero Dell'Agata, che però non è convinto della nuova svolta verso un partito diverso dalla Lega, partito nel quale, ci ha detto, si trova bene e non ha intenzione di cambiare. Vicini al generale sarebbero anche il collega in comune Gerbassi e il consigliere regionale Gersinic, come pure l'ex Michele Claudio. Al momento prevale l'atteggiamento d'attesa delle prossime mosse di Roberto Vannacci. Allora, questo incontro appunto chiarificatore. Andiamo alle pagine di Gorizia, del piccolo, la lunga attesa del parco, apertura in 2 fasi, servono altri interventi, da primavera disponibili 150 posti, per gli altri 70 ci sarà ancora da aspettare. Dalla Regione 300.000 euro per rispettare le nuove normative anti-incendio, questa è la struttura di via Manzoni. L'area di sosta diventa un lago accanto all'ex Stella Matutina, la protesta dei cittadini e dei pendolari, sempre a Gorizia. Si parla ancora di Galleria Bombi e il caso piste ciclabili. Il comune corre ai ripari con il demanio, la giunta difende la DAG, noi guardiamo avanti, altri preferiscono guardare indietro, ma così non si cresce. A Strasburgo l'esperienza unica della capitale europea della cultura, una mostra, una tavola rotonda per celebrare i valori della cooperazione in un'area dove prima dominava l'odio. Città unica, servono più iniziative comuni, i pareri della gente, sia sloveni che goriziani, vorrebbero altre manifestazioni, integrazione tra studenti e cartelli bilingue da entrambe le parti. Queste le richieste di alcune persone intervistate. Ci spostiamo a Monfalcone, il comune rilancia il tavolo con Regione Fincantieri, trattative in atto. L'amministrazione conferma l'accelerazione di Fedriga e propone un'intesa a 4 con l'intervento di Roma. La ricostruzione dal 2000 a oggi, in 25 anni oltre 1200 atti per le deroghe acustiche fino al no più clamoroso. Chiusa la gara e aggiudicati i lavori, via alla bonifica attorno alle terme di Monfalcone. Imminente la partenza dell'intervento di trasformazione del sito inquinato in un nuovo parco urbano. Addio ad All'Osso, l'ingegnere papà di Naval Impianti, e via Rossetti e Casamazzoli caccia a un amministratore. Sempre invece tornando al tema sicurezza, ieri il vice direttore Ferdinando Avarino aveva discusso con il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari in un'intervista che andrà in onda in modo completo nella puntata di oggi di Ring a partire dalle 21:10 circa. Ieri abbiamo trasmesso nel nostro telegiornale alcuni momenti di questa lunga intervista che si concentrava soprattutto sulla questione sicurezza, dall'impegno dell'esecutivo, anche altre questioni poi legate alla sicurezza tramite un decreto, un disegno di legge, l'ammonimento che è uno degli strumenti che il governo appunto adotterà per contrastare il fenomeno in particolare della criminalità giovanile. Sentiamo l'intervista. Nel corso di un'intervista che andrà in onda domani durante la puntata di Ring, il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, ospite di Ferdinando Avarino, ha illustrato alcuni punti del decreto e del disegno di legge attraverso cui il governo porrà mano alla questione sicurezza. I cittadini che ovviamente devono essere rassicurati e devono essere anche consapevoli che stiamo facendo tutto quello che dobbiamo fare per rendere le nostre città più sicure. Fra i punti toccati da Ostellari, innanzitutto gli episodi che il sottosegretario rubrica come disobbedienza giovanile. La questione Maranza, insomma. Il governo parte dal decreto Caivano e introduce lo strumento dell'ammonimento, che di fatto coinvolge le famiglie. L'ammonimento consente di intervenire prima che il danno sia elevato anche nella sua gravità. Mi riferisco ad esempio, che ne so, ai danneggiamenti. Mi riferisco alle piccole lesioni, okay? a quegli atteggiamenti che nascono proprio da quelle bande che noi consideriamo criminali, giustamente, e che sono formate da ragazzi disubbidienti, diciamolo così. Questo fenomeno si combatte attraverso delle misure che sono queste proprio dell'ammonimento, è la più importante, che riusciranno a coinvolgere direttamente non solo il ragazzo, ma anche i genitori, ovviamente quando ci sono.
Sarà più facile per le forze dell'ordine perquisire un minore e del resto, è notizia di qualche ora fa, sarà possibile controllare gli studenti col metadetector a sorpresa su richiesta dei presidi. Per quanto invece concerne gli episodi di criminalità in senso più largo, il governo ha in animo di inasprire le pene per i ladri, nell'ottica di garantire l'applicabilità piena della pena. Noi andiamo da un lato ad alzare le pene già oggi peraltro abbastanza alte, ma evidentemente non sufficienti, e quindi le alziamo nel minimo ed evitiamo che quel soggetto criminale eviti di andare in carcere. Attraverso ovviamente gli sconti che ci sono nel nostro sistema, attraverso ovviamente, che ne so, la scelta di riti alternativi, del patteggiamento, l'abbreviato, sono tutte cose che consentono a un soggetto magari condannato di abbassare la pena ed evitare di andare in carcere. E introduciamo un nuovo sistema che garantisca alle forze dell'ordine e alla magistratura la possibilità di effettuare gli arresti anche differiti. Allora, queste appunto le parole del sottosegretario in merito alla sicurezza, in particolare al fenomeno della violenza giovanile. Allora, andiamo sul Corriere della Sera per le notizie nazionali, abbiamo già viste anche leggendo il piccolo, Meloni a Niscemi, risposte rapide e la Sicilia punta ai fondi del ponte, la Premier, volteremo pagina, il passato non si ripeterà, la Regione vuole dirottare 1,3 miliardi. La frana ci circonda e le case cadranno, lacrime e preghiere tra le famiglie in fuga, l'ira degli sfollati e dal 97 che aspettiamo interventi. Trump minaccia l'Iran con l'armata, accordo sul nucleare o colpiamo, Teheran risponde pronti alla guerra, il cancelliere Merz, il regime ai giorni contati. Ancora vediamo la situazione, il racconto shock di Fico, Donald fuori di testa, temo per la sua salute. Il leader slovacco deve smentire bugie della stampa. Ancora vediamo, aggredita la deputata Dem, scatta la sospensione per gli agenti del caso Pretti, Minneapolis un supporter di Trump lancia aceto su Ilhan Omar. Springsteen, il boss, scrive una canzone di protesta sulle violenze. Ieri Bruce Springsteen ha reso disponibile online una instant song intitolata Streets of Minneapolis, accompagnandola con questo messaggio. Ho scritto questa canzone sabato, l'ho registrata ieri, l'ho pubblicata oggi, in risposta al terrore di Stato che ha investito Minneapolis. È dedicata alla gente di quella città, ai nostri vicini che sono degli immigrati innocenti, a ricordo di Alex Pretti e René Good, rimanete liberi. Questo è il messaggio di Springsteen. La polemica per l'ICE ai giochi, caso Pasdaran, ma l'Iran smentisce le ipotesi sugli atleti di Teheran. L'ambasciatore americano, quegli agenti USA non in strada, ma insomma c'è ancora un po' di apprensione e dubbi su questa questione. Al Viminale l'allerta sui presidi e possibili blitz, 5 no-fly zone, 6.000 agenti impegnati per la sicurezza. Questa è la macchina appunto della sicurezza che si mette assolutamente in moto. L'intervista a Cavo Dragone, no all'esercito europeo, gli USA sono fondamentali, Putin contrario alla tregua. Il TAR, referendum il 22 e 23 marzo, lite sul mancato voto ai fuori sede. Lo stop al ricorso sulla data, Camera bocciata la proposta dell'opposizione per i non residenti. Un'intervista a Elly Schlein, DDL stupri sul consenso, Meloni ha rotto il patto, il PD ascolterà i cittadini. La leader PD parla anche di Niscemi, piano di prevenzione con i 12 miliardi del ponte, suggerisce. Ancora vediamo, io al 2%, voglio il 6, il 10, il 20, ma oggi il mio è solo un simbolo, ci pensavo da un po' di tempo. Vannacci ha un incontro in Svizzera con Salvini, ci vedremo presto, dice il generale. Il questionario sui prof di sinistra, polemica sugli studenti di Fratelli d'Italia, opposizioni all'attacco, schedatura politica, Donzelli non fatevi tappare la bocca dal PD, hai uno o più professori di sinistra che fanno propaganda durante le lezioni, se sì descrivi uno dei casi più eclatanti, la schedatura dei docenti è stata proposta con un questionario da Azione Studentesca, l'associazione giovanile vicina a Fratelli d'Italia, sta facendo sicuramente
molto discutere. Vediamo anche Mattarella dagli Emirati, visione e dialogo. Andiamo avanti sempre sul Corriere della Sera. Scandalo riciclaggio alla Deutsche Bank, coinvolto Abramovic, l'abbiamo visto prima sul Piccolo, al centro dell'inchiesta l'oligarca russo ormai ex cliente. La tragedia di Anguillara, il bambino affidato ai nonni vuole riavere i suoi giochi. Il PM fa riaprire per lui la villa sequestrata dove il papà ha ucciso la mamma. L'addio a Leila, il fratello le donò il midollo a Treviso. Leila Carrobi, originaria di Ponte di Piave, si è spenta purtroppo a 27 anni. Crans Montana, via la rogatoria, i Moretti saranno indagati anche in Italia. Squadra mobile scientifica potranno entrare nella discoteca, acquisibili tutti i documenti. Quei 400 messaggi prima dello strano suicidio, riaperta l'inchiesta su Patrizia. A Fasano la giornalista fu trovata morta nel 2023, la battaglia dei genitori, adesso il caso viene riaperto. Messina, il giallo dei 3 cacciatori colpiti a fucilate e trovati morti. Casa del Bosco, la denuncia dei genitori, Chieti, fra 2 giorni inizia la perizia sui Trevaillon che chiedono di mandare via l'assistente sociale e ostile, dicono appunto i genitori. L'intervista ad Andrea Pezzi, io un moderno Ulisse, così ho perso l'innocenza, il successo e corruzione. L'ultimo libro dell'imprenditore, da Bowie a Battiato, amori e futuro. Torniamo sul Piccolo e le pagine dello sport, ne abbiamo parlato anche noi ieri, arrivano gli arretrati per quanto riguarda la Triestina, ai dipendenti della Triestina versati gli stipendi di ottobre e novembre. Intanto sul fronte mercato piace a Scione, non si può dire che sia stata una sorpresa perché in casa triestina il modus operandi dall'agosto scorso è questo, al di là dei tesserati sportivi che hanno delle precise scadenze federali e che per questa gestione sono state finora pienamente rispettate. Per quanto riguarda gli altri dipendenti della società alla bardata, da chi lavora in sede all'addetto stampa fino al magazzinieri, i pagamenti hanno continuato a fluire in ritardo e sono stati effettuati, diciamo così, in extremis, di fronte a una minaccia concreta di fermarsi, visto che l'ultima mensilità pagata era stata a settembre. Qualche giorno fa c'è stata una sorta di ultimatum da parte dei diretti interessati: se non fosse stato eseguito un pagamento entro il 29 gennaio, quindi oggi, ci sarebbe stato lo stop con conseguente ripercussione sull'attività della società e della squadra. Aveva nell'ultima conferenza stampa che abbiamo seguito anche noi, il DS Michele Franco aveva assicurato che questo non sarebbe accaduto. Inoltre dalla proprietà sono arrivate precise rassicurazioni che il pagamento sarebbe stato effettuato questa settimana e in effetti ieri ai dipendenti sono arrivati i saldi delle mensilità di ottobre e novembre, mentre pare che dicembre dovrebbe essere pagato la prossima settimana, quindi buone notizie insomma per i dipendenti perlomeno insomma della Triestina, però la situazione resta ancora sicuramente molto sotto osservazione. Allora, ora ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, fra poco sarà in studio con noi Giorgio Sclip, consigliere comunale della lista Russo.Franco, qualche breve spot, ci rivediamo fra pochissimo. Allora, bentornati in diretta, 8:05 del mattino, diamo subito il buongiorno al consigliere comunale della lista Russo.Franco, Giorgio Sclip, buongiorno. Buongiorno Laura, buongiorno a tutti i telespettatori. Ben arrivato questa mattina. Allora ci sono già alcune mail, alcuni argomenti insomma, che i nostri telespettatori ci sottopongono. Volevo far vedere subito la vignetta di Marco Englaro, così cominciamo sorridendo, dai, facciamolo, visto che i temi di solito sono sempre un po' pesanti, no? Tanti controlli di polizia davanti alle scuole, sequestrate 264 merendine. Questa è carina, no? Carina, Li sì. abbiamo visti
insomma, i controlli davanti alle scuole nei giorni scorsi e ieri proprio il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza ha comunicato che continueranno anche a tappeto, insomma, un po' in giro per la città. Certo, certo. Beh, bella la vignetta perché un po' sdrammatizza, no? questo fatto. Purtroppo anche questa mattina, sfogliando il nostro quotidiano, ho visto una notizia certamente non bella, insomma, di una ragazzina che andando a scuola è stata diciamo, presa di mira da una persona, un po' senza motivo probabilmente. È chiaro, queste notizie non fanno piacere, non fanno bene a nessuno, non fanno bene alla città, non fanno bene a chi frequenta le scuole, a chi ha una certa età, però insomma probabilmente bisogna un po' sdrammatizzare, no? Perché sulle prime pagine dei giornali o comunque all'interno dei quotidiani, sui telegiornali finiscono le notizie brutte, per una notizia brutta ce ne sono magari decine ogni giorno che riguardano anche il mondo della scuola, positive, si fa un grande lavoro all'interno delle nostre scuole quotidianamente. E questo invece non risalta, non va sulle prime pagine dei giornali, cronache, quindi simpatica questa battuta, così che riporta un po' la normalità, ecco. Poi con tutto rispetto ovviamente il dispiacere per le cose invece negative che succedono, male, che non vorremmo mai sentire, mai leggere. Allora, Manuel ci scrive: considerazioni sul decreto sicurezza. In merito al nuovo DDL sicurezza risulta difficile comprendere il nesso tra la tutela della sicurezza e l'inasprimento delle norme sulle manifestazioni di protesta. Con le nuove disposizioni sarà possibile procedere alla profilazione dei manifestanti e al fermo dei partecipanti senza una motivazione per una durata di 12 ore. Si tratta di misure che non erano previste nemmeno durante gli anni 70, dice Manuel. È d'accordo con il signore che ci scrive? Ma sì, sul decreto sicurezza sappiamo è stato fatto per appunto diciamo così scoraggiare, ecco, sostanzialmente tutta una serie di manifestazioni, una serie di proteste che fortunatamente nel nostro paese, un paese democratico, venivano fatte. È stata fatta un'operazione all'interno del decreto sicurezza certamente non convenzionale, e sappiamo che anche sotto l'occhio della lente di ingrandimento della Corte Costituzionale, perché tanti profili di reato sono in effetti probabilmente saranno rivisti, saranno ritenuti non adeguati, ecco. Quindi ora siamo in una fase in cui il decreto è attivo, per cui le persone hanno un po' ovviamente paura di quello che può succedere. Sappiamo che in caso di manifestazioni, appunto come è stato detto dalla persona che ha scritto, persone possono venire fermate eccetera, anche se le regole sono molto aleatorie, perché possono venire fermate le persone ritenute più pericolose in base a cosa? Possono venire segnalate, fermate le persone in una manifestazione con migliaia di persone, ovviamente tutti non possono venire schedati, diciamo, uso questo termine, oppure venire fermati, le forze dell'ordine possono scegliere qualcuno, in base a cosa non è ben chiaro, i più facinorosi, quelli con il colore della pelle diverso, quelli che urlano, no? Non è ben chiaro, quindi questo sicuramente non funziona bene. Speriamo che questo decreto venga appunto limato in alcune parti, perché è giusto regolamentare, insomma, anche il diritto di manifestare, il diritto di dissentire, però questo decreto credo davvero da tanti punti di vista sia troppo rigido e non faccia bene a una democrazia. Allora, commentando invece i giornali di questa mattina, ci sono Alberto che commenta la frana Niscemi, dice: buongiorno, riunioni, sopralluoghi, perché non hanno ancora pensato ad allestire nuclei abitativi nella pianura sotto, buon lavoro. E poi invece sulle case di comunità, quelle in sanità, diciamo, nella regione, plaudo all'iniziativa, dice Lorenzo, però secondo il mio punto di vista era meglio farle esterne alle strutture ospedaliere, pensare più a sedi rionali. Credo che l'obiettivo sia un po' quello, no? È un po' un caso che ci sia questa casa della comunità proprio all'interno del pronto soccorso del Maggiore qui a Trieste, però so che Asugi stava pensando ad altre aperture
riaperture, no? In altri rioni. Sì, diciamo forse l'idea finale è un'altra, è quella di delocalizzare, però al momento mi sembra che le scelte che sono state fatte con queste case di comunità in realtà vanno a discapito, no, di alcune micro aree, quindi al momento la soluzione non sembra ottimale, anche perché le persone che frequentavano in alcuni casi le micro aree oggi dovrebbero recarsi nelle case di comunità. Sappiamo bene che non lo fanno se vivono, risiedono in un quartiere diverso da quello in cui attualmente è stata pensata la casa di comunità. Quindi semplicemente questo vuol dire abbandonare tutta una serie di persone e di problematiche a se stesse in alcuni rioni dove attualmente non esiste nulla. Quindi diciamo questo può essere un tassello di un percorso, la sensazione però è che non si andrà tanto lontano da qui, ecco. E l'auspicio invece è che si ritorni a presidiare i territori in maniera completa, in maniera adeguata, in maniera migliore a quello che avveniva fino a 5 anni fa. 5 anni Invece fa. oggi siamo tornati, stiamo andando indietro da questo punto di vista. Si ha questa impressione che si vada indietro. L'impressione è questa, cioè i numeri dicono questo, ecco, perché sono state chiuse delle micro aree, se ho capito bene, il bilancio è in negativo, no, per il momento. Poi magari l'idea è diversa, però diciamo, l'andamento che sta avendo in questi anni la sanità regionale non lascia grandi margini di ottimismo, ecco, poi spero di sbagliarmi perché certamente la sanità è un servizio di cui tutti usufruiamo. È vero. Allora, lei ha fatto 6 domande d'attualità nel corso dell'ultimo consiglio di lunedì scorso, no? Del Consiglio Comunale, ne parliamo fra pochissimo perché vedo arrivare una telefonata, allora sentiamolo il nostro telespettatore o telespettatrice, buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine. Buongiorno Franco. Oggi apro io le danze con un bel corso di Radeschi, la marcia di Radeschi. Prego. Allora, nel 96 Bossi ha pagato 2 milioni di lire, cioè ha depositato 2 milioni di lire perché siamo andati a Roma a manifestare e gli sono ritornati indietro perché neanche una carta per terra. Allora, perché a questi che fanno le manifestazioni non si ha il direttore che fa la manifestazione, non si fa pagare una cauzione? 2, perché le forze dell'ordine arrestano qualcuno e poi li mandano al giudice? Ma che c'entra il giudice? Chi ha arrestato questi? Ha arrestato i poliziotti e quindi loro dovrebbero prendere e mandarli via, come ha fatto il caso Cisin. Cisin è stata minacciata e subito quello è andato via, perché gli altri no? Allora Franco, grazie, la interrompo perché vedo pronto il nostro Bernardo Gulotta dal Porto Vecchio, insomma dalla zona dell'ingresso monumentale, se non mi sbaglio, dal retro dell'ingresso monumentale del Porto Vecchio, dove si sta svolgendo una nuova operazione di trasferimento appunto dei migranti che sono presenti all'interno dei magazzini. Abbiamo parlato più volte di questo fenomeno naturalmente. Allora, buongiorno Bernardo, a te la linea. Buongiorno Laura, buongiorno al consigliere Sclip e a tutti i telespettatori. Hai detto bene, ci troviamo in quello che ormai è diventato il punto di raduno quando si tratta di sgomberi o trasferimenti di migranti, quello che è il varco che poi conduce nella zona di Largo Santos in Porto Vecchio con una nuova attività di trasferimento e sgombero dei migranti proprio dal Porto Vecchio. In questo caso sono un centinaio, almeno qui, che si sono ritrovati e che adesso si mettono in fila dalle immagini di Gianluca Valenta, i migranti che poi saranno identificati, cui verranno poi espletate delle pratiche burocratiche, anche perché molti di loro sono in possesso del foglio che è stato dato nel momento in cui hanno fatto richiesta di protezione internazionale, quindi verranno analizzate le loro pratiche per poi accompagnarli attraverso i pullman che arriveranno
qui in quest'area del Porto Vecchio e trasferirli, come abbiamo carpito anche la volta scorsa e questa volta, in aree del Friuli Venezia Giulia e del nord-est in generale, tra Veneto e Lombardia principalmente. Gazebi che sono stati allestiti dalla Croce Rossa, dalla Protezione Civile, per anche una assistenza di primo soccorso sanitario, cioè un check, perdonami il termine inglese, per verificare stato di salute e situazione fisica in generale, per eventualmente verificare che non ci sia qualcuno che versa in condizioni sanitarie difficili. C'è anche la polizia locale, come vedete dalle immagini, sul posto, oltre a associazioni e volontari. Il tutto si sta svolgendo in questa cornice, almeno non piove, possiamo dire così, questa cornice del Porto Vecchio, che è ormai diventata prassi, sarà questo il quarto sgombero che documentiamo e che riguarda sempre numeri a tripla cifra, cioè centinaia di persone, non decine, come potete vedere anche dalle immagini. Ci sono bagagli, borse pronte poi per essere caricate nei pullman, che ancora non sono arrivati. Dirige tutto la questura in questo caso, con il personale preposto che sta in questo momento proprio predisponendo la fila per poi svolgere le pratiche come le abbiamo già viste anche giovedì scorso proprio qui in Porto Vecchio. Segnalo, poi vi restituisco la linea salvo ricollegarci non appena sarà necessario. Segnalo come diverse unità delle forze dell'ordine, qui sono presenti in particolare polizia, carabinieri, guardia di finanza, segnalo come un gruppo di poliziotti siano andati attraverso un mezzo di quelli capienti che portano una quindicina di persone, si siano diretti verso il magazzino 18, quindi dalla parte che punta verso l'area del centro congressi, il magazzino 26, insomma, per intenderci, perché lì evidentemente c'è un'altra operazione di sgombero del magazzino stesso. Quindi se giovedì scorso abbiamo notificato e documentato come in particolare l'evacuazione del magazzino riguardava il numero 4, che è quello che adesso Gianluca vi farà vedere dalle immagini, ovvero proprio a 2 passi da dove ci troviamo adesso, l'attività odierna si invece orienta verso un altro tipo di magazzino, il numero 18, da quello che abbiamo capito, proprio perché anche in quel magazzino ci sono persone che si sono accampate, che hanno utilizzato gli spazi per dormire, per sopravvivere. Quindi andremo anche lì a vedere l'attività di polizia, in modo da darvi uno spaccato diverso sia da questo punto di osservazione, quello più limitrofo a Largo Santos, che quello invece dei magazzini più interni a Porto Vecchio. Per adesso è tutto, vi restituisco la linea. Grazie anche delle immagini alla nostra troupe esterna, Bernardo Gulotta. Naturalmente il magazzino 18, stavo dicendo appunto che è anche un po' stato, no, l'emblema dell'esodo Giuliano Dalmata, Estriano, insomma, quindi adesso credo che versi in stato di abbandono, però fino a poco, non tantissimo tempo fa, insomma, custodiva i cosiddetti beni abbandonati, insomma, così, suppelletti. La storia si ripete. La famosa sedia che era stata presa in apertura dello spettacolo Magazzino 18 di Cristi, che apparteneva proprio, aveva lo stesso nome del nome di mia nonna, di mia mamma, insomma, dello stesso paese d'origine, Dignano d'Istria. Era proprio non un parente stretto, però insomma con lo stesso cognome, no? Quindi quella scelta per me personalmente è stata molto forte, vedere aprire questo spettacolo con il nome della sedia prelevato dal magazzino 18, il nome di mia mamma, ecco, quindi così vedere oggi queste scene. Ha usato bene Bernardo una parola, queste persone che sono qui per sopravvivere, no?
Io non ho nulla in contrario a questi, diciamo, sgomberi, già il termine però mi sembra quasi come una... mi sembra un po' sbagliato. Le forze di polizia in realtà tendono a dire... Trasferimento, cioè non si tratta no? di sgombero, ma di trasferimento. Un trasferimento, no? Allora io so perché insomma sono in contatto con qualche operatore, l'ultimo trasferimento che è stato fatto, le persone in effetti sono andate in Lombardia e so che sono state sistemate in un posto, diciamo, accogliente, dignitoso, dove c'erano dei letti per dormire, dei servizi igienici e quindi erano contente di essere arrivate in questo luogo in Lombardia. Quindi non vedo niente di male, anzi. Quello che manca alla nostra città è siccome questi trasferimenti vengono fatti con una certa regolarità o in maniera organizzata, come abbiamo visto dalle forze dell'ordine, dalla questura e dalla prefettura, oppure le persone si spostano comunque appena sono in possesso di questo benedetto foglio di via, di questo documento che gli permette di viaggiare. Abbiamo visto tante persone, fra l'altro anche molto giovani, alcuni sembravano davvero dei bambini con questo foglio. No? Guardavo anch'io le facce delle persone, dei ragazzi, insomma, nella stragrande maggioranza dei casi erano persone davvero, non saprei dire se maggiorenni o minorenni, comunque davvero... Dire se magari la mia età che avanza mi fa guardare a queste persone in modo così, mi sembrano più giovani di quello che siano. Sono molto giovani comunque, sono molto giovani. Insomma, hanno davvero volti giovanissimi e avevano tutti più o meno insomma, qualche documento in mano per... Quindi possono muoversi regolarmente, insomma, no? Possono muoversi regolarmente senza aver paura di ogni volta che vedono per strada un qualcuno che possa chiedere i documenti e possono muoversi. Quindi io credo che la nostra città, ma l'ho detto e questa era una delle domande di attualità che ho fatto in Consiglio Comunale, quando e a che punto è l'iter, credo non esista iter proprio purtroppo, per dotare la nostra città di una struttura che possa accogliere queste persone temporaneamente in maniera dignitosa, perché pensare che dormano in questi magazzini, magazzino 18, magazzino, insomma tutti i magazzini che sono adesso non presidiati e abbandonati nel porto, credo davvero abbiamo visto, insomma, in condizioni penose, perché questo crea un problema o di sicurezza a loro ma anche alla cittadinanza, perché poi serve lo stand della Croce Rossa per verificare le condizioni di queste persone. Credo davvero le istituzioni fanno molto poco, per non dire quasi nulla da questo punto di vista. Tutto quello che viene fatto da associazioni di volontariato, dalla Caritas, no? Lo sappiamo. Credo che un posto, 100-150 persone, dove chi arriva a Trieste possa venire, passatemi il termine, anche schedato in qualche maniera, potrebbe permettere maggior ordine, maggior controllo e maggior dignità alle persone, che poi insomma verranno trasportate, verranno trasferite, abbiamo usato questo termine, in altre località, dove probabilmente possono anche trovare un futuro migliore, probabilmente un posto di lavoro che magari qui a Trieste non siamo tanto in grado di garantire, quindi un futuro migliore e un inserimento nella nostra società, che in molti casi per le persone corrette, che rispettano le regole chiaramente, eccetera, è auspicabile probabilmente per tutti. È chiaro. Alla domanda d'attualità aveva ricevuto una risposta soddisfacente? No, su questo tema specifico la risposta del Presidente del Consiglio, perché è lui che valuta, diciamo, se le domande corrispondono, hanno i requisiti dell'attualità, mi è stato risposto che la domanda non ha i requisiti dell'attualità. Mi chiedo cosa deve ancora succedere, no? È morta una persona in Portovecchio, un'altra persona ha avuto un arresto cardiaco, insomma poi sappiamo com'è finita, quindi credo che l'attualità sia ben presente, no? È curioso, faccio emergere questa incongruenza nella gestione delle domande di attualità, perché ad esempio su un'altra domanda di attualità sul tram di Opicina, sullo stato di fatto del tram di Opicina, è stata data tranquillamente risposta, quindi davvero due pesi e due misure, viene da pensare male, viene da pensare che di un argomento non si vuole parlare,
dell'altro tutto sommato è stata data una risposta, perché adesso le cose un po' si sono riprese a muovere. A muovere, ecco, sul tram quindi tutto si sta insomma svolgendo secondo i programmi o ci sono nuovi intoppi? Cosa sta succedendo? Ma la domanda di attualità era semplicemente perché nell'aula del Consiglio Comunale erano mesi che non era stata data una voce chiara. Chiara su quelli che proprio l'iter, no? L'iter, quello che sta succedendo. Ecco, io come qualunque cittadino avevamo notizie soltanto da Tele4, dal Quotidiano Il Piccolo e dagli altri mezzi di informazione locali, quindi non sembrava corretto che l'Aula non fosse informata e aggiornata. Appunto ho presentato questa domanda di attualità per chiedere lo stato di fatto, il nuovo cronoprogramma aggiornato, cosa sta succedendo, quali sono i lavori che sono in corso e quando è prevista anche la riapertura del tram. L'assessore Lodi in effetti ha dato diciamo puntuale, forse no, comunque ha dato risposta, è partita dal guasto che c'è stato il giorno sostanzialmente della Barcoliana, questo cavo che si è tranciato, ha detto che i lavori sono in corso, che dureranno 4 mesi, che poi prima dell'inizio dell'estate, quindi insomma giugno, quindi tra 6 mesi, 5-6 mesi, 5-6 mesi, insomma il tram si ipotizza che possa ripartire. Ecco. Bene, nel frattempo è stato detto che saranno anche fatti i lavori per riportare la stazione diciamo d'arrivo da piazza, ecco, dove si trova attualmente con quel gazebo alla partenza originaria in piazza Oberda. Normale, insomma regolare. Sì. No? Ci sono ancora delle criticità, ad esempio attualmente, e di questo non è stata fatta menzione in Consiglio durante la risposta, non so se per dimenticanza o altro, la fermata in piazza Scorquola, diciamo, che attualmente non esiste. Non c'è. Non c'è. Cioè il tram bypassa la fermata e va direttamente, andava, quando in quel periodo che ha funzionato, andava direttamente in piazza Oberda. No? Sì. E questo ovviamente è una carenza, perché è un limite, perché sappiamo che il tram è stato fatto per collegare l'altopiano col centro città, passando attraverso la via, diciamo vicino alla via commerciale, dove hanno sede molte scuole, ad esempio la Corsi. Quindi un ragazzino che scende da Opicina per andare alla Corsi si vedeva la sua scuola e poi doveva tornare indietro insomma, quindi ci sono ancora alcune criticità. La domanda è stata fatta giustamente per avere un aggiornamento e l'auspicio di tutti, insomma il mio, ma credo di tutti i triestini, di tutti quanti, è quello che questo cronoprogramma venga rispettato. Non si è parlato di soldi in realtà, però non so, io parlo con alcuni tranvieri, ex tranvieri, insomma, che mi dicono che insomma, sono molto dubbiosi su quello che si sta facendo, non sono molto fiduciosi. Ecco, poi io non sono un tecnico, diciamo, esperto di Trenovia, quindi mi limito ad ascoltare un po' tutti e a farmi la mia opinione. Ecco. Mi sembra che forse bisognerebbe fare qualcosa di più, forse quei milioni di euro persi inseguendo questa chimera della cabinovia, i fondi PNRR che erano stati destinati a un miglioramento del trasporto di massa, potevano essere, detto oggi sembra abbastanza evidente, utilizzati per un rifacimento importante del sistema Trenovia Trieste-Opicina e oggi potremmo avere probabilmente un tram funzionante. Funzionante per i prossimi 100 anni, ecco, questo è, perché il rischio qui è che succeda sempre qualcosa. Questo si ricollega poi anche alla questione cabinovia, poi magari ne parliamo, perché è tornata insomma l'ipotesi di realizzarla solo in orizzontale, no? Questo ha dato poi adito ad altre uscite, insomma, ironia. Strano che Inglaro non abbia ancora fatto una, probabilmente domani lo stimoliamo, poi magari ce la manda sicuramente. Esattamente, allora, perché insomma... una telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno a lei e al suo ospite. Io vorrei ritornare sulla questione sicurezza. Allora, è inutile chiedere forze dell'ordine, aumento della polizia, quando poi, quando succede qualcosa, vengono indagati i poliziotti e non il delinquente.
Vedi il caso dell'ultimo spacciatore che è stato ucciso, eccetera, eccetera. E trovo allucinante che si dia la possibilità a un parente, un cugino, mi sembra che era, di dire povero, lui stava lavorando, ma stava lavorando a cosa? A distribuire morte? Che tipo di lavoro faceva? Non era un lavoro quello, io lavoro reputo qualcosa di onesto, certo, e poi i poliziotti vengono indagati e magari vengono anche denunciati, poi devono subire un processo e andiamo avanti così, oppure li arrestano, il giorno dopo il giudice li rimanda fuori. Capito. Grazie. Quindi è inutile aumentare le forze dell'ordine, mi scusi, quando poi alle forze dell'ordine si ritrovano queste persone davanti che magari ancora le deridono. Chiaro. Un sentimento abbastanza diffuso questo, no? Fa rabbia sentire certe dichiarazioni oppure comunque poi certi esiti di notizie di cronaca. Questo che citava ad esempio la signora è abbastanza recente. C'è sulla sicurezza anche l'intervento di Nevio, così facciamo il paio. Dice: buongiorno, sveglia Trieste, per la sorveglianza dei territori non restano altro che i poliziotti di quartiere, ma è ben possibile che si è distrutto in Italia tutto quello che funzionava, ma chi ci governano? I rottamatori della democrazia? Chiede Nevio. Insomma, sarebbe favorevole ai poliziotti di quartiere. Sì, ma questa è una mancanza, credo che si sente molto. Questo era una proposta, un qualcosa che sarebbe diventato realtà se al governo della città in questo momento ci fosse stata un'altra parte politica che non ha fatto della sicurezza, scusate, la propria bandiera, però nei fatti tante erano le proposte concrete. Questa certamente era una. Non è vero che le forze di polizia oggi sono superiori a 5 anni fa, a 7-8 anni fa. Tutti i dati che vengono illustrati, purtroppo dico, ci mostrano sì assunzioni nuove, però a fronte di tanti pensionamenti. Quindi in realtà sappiamo che il saldo è sostanzialmente immutato, se non leggermente sottodimensionato attualmente. Inoltre scelte, io torno un po' su questa, ma perché appunto abito in altopiano e mi capita spesso di andare anche oltre il confine, fa davvero, come dire, specie vedere questi schieramenti di forze dell'ordine schierate sui confini principali. Sui confini secondari ricordo che non c'è assolutamente nulla, quindi chiunque può passare indisturbato, non c'è nessun tipo di controllo, quindi questa sceneggiata, ecco, mi permetto un po' di definirla in questa maniera, che però sottrae forze e organico al controllo vero del territorio, no? Questo è un qualcosa che manca. I poliziotti di quartiere certamente sarebbero quell'anello di congiunzione tra le forze dell'ordine che svolgono il loro lavoro egregiamente e grazie anche tanto per quello che fanno, e proprio il controllo del territorio quotidiano, quindi il poter girare tranquillamente in un rione, conoscere le persone, conoscere i negozianti, conoscere le persone che magari sono un po' sospette o sono un po' particolari, sono magari quelle persone che frequentavano la microarea e oggi non possono più frequentarla e quindi frequentano le piazze magari dicendo magari cose strane, importunando le persone, no? E perché questo succede nella città, poi sembra che magari qualcuno che perde il lavoro e poi magari si dedica ad altro tipo di attività sulla piazza o comunque. Queste sono piccole cose che potrebbero venire assolutamente mitigate, diciamo, uso questo termine, con un controllo e con un presidio del territorio, ma umano, cioè vicino al cittadino, no? E non soltanto con una grande distanza e soltanto intervenendo quando succede qualcosa di eclatante, no? Ecco, quindi non è che dico che questa sia la soluzione, però andrebbe più vicino, insomma, potrebbe aiutare, ecco. Quindi il tema non è semplice, anzi è complesso, la gestione della sicurezza è un tema complesso, però oggi mi sembra si stia facendo troppo poco, o meglio si stia puntando più su
una manovra di facciata che non su atti concreti. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, fra pochissimo. Rieccoci in diretta, ancora in compagnia di Giorgio Sclip della lista Russo.Franco, consigliere comunale. Allora, stiamo seguendo insieme al nostro Bernardo Gulotta anche la nuova operazione di trasferimento di migranti dal Porto Vecchio, poi ci sarà tempo naturalmente per i numeri anche, no? Ma ci sembrano piuttosto consistenti, ci avevano parlato insomma di una cifra sicuramente minore di 100, invece insomma sembrano un po' di più così a occhio. Lo chiediamo direttamente al nostro Bernardo Gulotta. Allora, è così, hai anche tu questa impressione che siano effettivamente di più quelli trovati insomma, all'interno del Porto Vecchio? Sì Laura, di nuovo buongiorno a te, a tutti i telespettatori e al consigliere Sclip. Effettivamente sembrano superare il centinaio le persone che si sono ritrovate e che sono state in qualche modo anche messe in fila dalla polizia, più di 100 probabilmente, numeri ancora ufficiali non ne abbiamo, ma dal fatto che la fila a ferro di cavallo più il mucchio centrale comunque dopo si va a intensificare come densità, ci fa pensare che siano un po' attorno al centinaio. Oltretutto non sono diciamo tutti qui, nel senso che alcune persone si stanno ancora avvicinando, c'è chi proviene dai magazzini con borsoni e si mette in fila per l'identificazione, per le pratiche che da quello che possiamo capire non sono ancora cominciate, o meglio dovrebbero essere cominciate per le donne, perché hanno in qualche modo una priorità, famiglie e donne hanno un canale prioritario di espletamento pratiche e anche di controllo per quanto riguarda la questione sanitaria. Ora vedete proprio la nuova fila che si va a disporre anche con una certa fretta, perché ovviamente chi meglio si posiziona prima viene preso in carico. Fogli in mano per buona parte di queste persone, proprio per anche perché la stessa polizia dice loro di tenere a portata in maniera agevole il foglio che serve poi per la parte burocratica. Quindi si sta svolgendo nuovamente una seconda fila per disporre questi ragazzi. In questa parte che vedete inquadrata da Gianluca Valenta sono per lo più uomini, le donne sono invece oltre, noi da qui non le vediamo, ma c'è un gruppetto anche di donne che è stata fatta mettere in una fila a parte, ed è la prima fila che viene, come ho detto poco fa, presa in carico. Noi ora, Laura, ci scolleghiamo un secondo perché ci sono dei colleghi giornalisti che mi hanno segnalato che ci sono altri capannelli di persone verso i magazzini, quindi andiamo a dare un'occhiata. Noi prima abbiamo fatto un passaggio verso il magazzino 18, anche se bisogna intendere che l'area di Porto Vecchio per tutto il tratto dei magazzini interni, quindi quelli che vanno verso il mare, è transennata perché ci sono aree di cantiere, ci sono anche operai che lavorano, non su tutto il Porto Vecchio ma a lotti, ed è comunque transennato ed è impossibile entrare. Noi avevamo visto una di quelle camionette un poco più voluminose della polizia con alcuni agenti all'interno che si erano proprio dirette da quella parte, abbiamo fatto un giro, non abbiamo trovato granché, però ripeto, proprio perché non era possibile per noi accedere in tutte le aree. Ora i colleghi di Trieste prima mi hanno fatto un segnale come per dire che probabilmente c'è un punto dove possiamo verificare anche l'attività che si svolge a qualche decina di metri da qui, e quindi andiamo a dare un'occhiata e poi ci risentiamo. Benissimo, grazie allora, grazie anche a Gianluca Valente per le immagini che abbiamo visto appunto della nuova operazione di trasferimento dei migranti, insomma continua in
immaginiamo insomma, si verificheranno ancora queste operazioni proprio per così anche dare spazio ai lavori, no, all'interno del Porto Vecchio, perché poi lo diceva giustamente anche Bernardo, sono in corso diversi cantieri, insomma ci sono aree transennate, anche su questo insomma avete espresso qualche perplessità, no? Più di qualche perplessità. Anche su questo ci sono in corso dei lavori certamente, ma diciamo i lavori più importanti sappiamo che è ancora tutto fermo, no? La gara per i lavori nel porto è tutto fermo, tutto rimandato, doveva essere fatta lo scorso anno, è stato annunciato che sarà durante l'anno che è appena iniziato, quindi un rinvio. Sappiamo che ci sono numerosi problemi, i lavori che sono ora in corso sono legati alla diciamo, realizzazione di quelli che vengono chiamati sottoservizi, quindi portare l'energia elettrica e tutto quello che serve eventualmente per poi urbanizzare, diciamo, in una qualche misura. Sappiamo da notizie un po' che arrivano in maniera insomma anche un po' trasversale. Ci sono grandi problemi banalmente perché quando si scava in Porto Vecchio, guarda caso hanno trovato l'acqua, insomma, no? Certo. Siamo a pochi metri dal mare, quindi non è assolutamente un imprevisto, però questo ha creato delle immediate difficoltà, da quello che so, costi aggiuntivi, rallentamenti non di poco conto, quindi insomma ci sono delle persone che lavorano, ma non è che stiamo realizzando la nuova Monte Carlo, ecco, nel 2026 non ci sarà Monte Carlo in Porto Vecchio. No, non ancora. Forse ci sarà l'Ovovia, allora è arrivata la vignetta di Marco Englaro, via l'Ovovia, possiamo farla vedere, eccola qui, via l'Ovovia, via ma dritta via. Grandissimo. È detto fatto, grazie, detto un applauso veramente. Davvero a Marco Englaro. Allora sì, si parlava appunto di questa ipotesi, no? Intanto di cominciare, di realizzarla in orizzontale, cosa ne pensa? Ma insomma no, mi viene da ridere, nel senso che è veramente una barzelletta ormai, siamo arrivati a delle proposte veramente indecenti, ecco, no? La nostra città ha bisogno di ben altro che andare a continuare in maniera ostinata a parlare di questa ovovia, una cabinovia, l'ovovia, io lo chiamo gabinovia. Sappiamo bene che serve per superare dei dislivelli, la utilizziamo tutti in montagna quando andiamo a sciare o andiamo a camminare perché non abbiamo voglia di fare grandi dislivelli, quindi ipoteticamente dalla città fino al Carso poteva avere un senso, ok? Un senso in maniera generale, poteva avere un senso. Abbiamo visto che non è possibile realizzare questo percorso verticale per vari motivi, ci sono state delle sentenze del TAR, ci sono delle leggi che vorrebbero venire superate e che appunto il TAR ha detto che non è possibile, quindi mettiamoci una pietra sopra. Ora la rassegnazione evidentemente non fa parte, o comunque prendere atto di quelle che sono le regole nel nostro paese non fa parte di questa amministrazione comunale, ci si inventa di voler continuare e di procedere con questo progetto assurdo, inutile, impattante, soltanto su un tratto orizzontale. Una barzelletta, anche perché da un punto di vista concreto noi sappiamo che, dico soltanto alcune cose che mi vengono in mente, ma adesso non ho approfondito insomma, in maniera precisa, però uno, esistevano dei binari già in Porto Vecchio, esisteva già un mezzo, quindi per percorrere un tratto orizzontale un tram mi sembra la cosa più lineare, più semplice, sia da realizzare, ma sia anche dopo per eventuali manutenzioni, sia anche per le fermate che eventualmente bisogna fare nel Porto Vecchio. Il tram può fermare ogni 200 metri, la gabinovia sappiamo che mi pare ha 2 fermate, una all'altezza cioè all'inizio, Molio Quarto, al centro congressi e a Parco Bovedo, punto. Quindi pensiamo a una persona anziana, una persona con difficoltà di movimento, comunque non è uno strumento utilizzabile. 2, il progetto attualmente prevede tutto un altro tipo di impianto, cioè non è che siamo nel paese dove
si può elaborare a fantasia. Il progetto è stato pensato in un altro modo, i costi sono stati calcolati in un altro modo, c'è un contratto firmato con un'azienda che ha firmato un contratto completamente diverso. La riduzione dei lavori non è un qualcosa che io ti firmo un contratto dove devi realizzarmi 100, non è che ti dico guarda, siccome il TAR non ci dà ragione, siccome le regole attualmente in vigore non ci permettono di realizzare, al posto che 100 ti faccio realizzare 40. Non è possibile. Non si può fare. Non si può fare, non si può fare assolutamente, è un qualcosa che non esiste. Insomma, potremmo continuare, no? Potremmo continuare, ma credo veramente siamo all'assurdo, al ridicolo, e quello che a me veramente dà ma fastidio da cittadino, prima ancora che da consigliere comunale, è che questa nostra città è bloccata sotto tanti punti di vista da questa gabinovia. Sappiamo che nel penultimo consiglio comunale sono stati anche bloccati 30 milioni del bilancio comunale che dovrebbe essere destinato a asfaltatura di strade, di marciapiedi, messa a dimora di verde pubblico, manutenzione dei parchi giochi per bambini. Tutto questo è stato bloccato per inseguire questa chimera, questo sogno, ok? Non si sa di chi, perché i triestini, da quello che so io, questa cabinovia non la vogliono. Quindi veramente da tanti punti di vista la città è bloccata per un qualcosa che non si potrà realizzare. Ultimo punto ancora, che adesso parlando mi è venuto in mente, realizziamo soltanto il tratto orizzontale. C'è un parere della sovrintendenza, no? del Ministero, Vecchio, no? Che per l'attraversamento della cabinovia all'interno del Porto Vecchio dice chiaramente nero su bianco che non si può fare. Ecco, quindi, ne aveva parlato anche l'assessore Rossi, fra l'altro. Assolutamente, no? Rossi, giusto per citarlo, perché lui è veramente... Sì, adesso... Vediamo, vedo nel monitor che stiamo parlando proprio di Porto Vecchio, della zona insomma interessata, e abbiamo visto passare una camionetta della polizia, un mezzo della polizia. Allora Bernardo, che cosa sta succedendo? Vi siete spostati un po'? Sì, ci siamo spostati non di molto, qualche decina di metri come avevo anticipato prima, siamo all'altezza del Molo Terzo, dove alle mie spalle nel magazzino che vedete ci sono forze dell'ordine, polizia e vigili del fuoco. Ora Gianluca Valente vi farà vedere questo sopralluogo, questa attività delle forze dell'ordine che si sono avvicinate a questo magazzino proprio al numero 7, proprio perché all'interno c'erano ancora dei migranti che ora, come potete vedere, passano a fianco a quel camioncino bianco per allontanarsi dall'area come gli è stato indicato dalla polizia. Il tutto mentre le ditte lavorano per il progetto Porto Vivo, e quindi siamo in mezzo a un connubio tra cantieri, attività di polizia e i migranti che vengono allontanati dai magazzini. Da quello che potete vedere, insomma, la situazione comunque è decisamente tranquilla, il tutto si svolge senza mai aver avuto un cenno di tensione o un cenno di protesta o di contestazione da parte di alcuno, e quindi prosegue tutto anche a distanza dal punto di raccolta che è invece più vicino alla Largo Città di Santos, a quei varchi dove ci siamo collegati noi prima e dove ormai è diventato punto d'abitudine ritrovare, quando ci sono operazioni di polizia di questo tipo, i migranti che attendono le stesse forze dell'ordine per poi i trasferimenti, perché anche oggi, come è accaduto giovedì scorso, già attorno alle 7:20, 7:15, 7:20, ancor prima dell'arrivo della polizia, delle forze dell'ordine in generale, perché sono presenti anche guardie di finanza, polizia locale e carabinieri, molti di questi migranti si erano proprio messi in attesa sotto la pensilina, sotto il varco del Porto Vecchio, in attesa perché erano stati avvisati dell'arrivo delle forze dell'ordine per questa attività di trasferimento altrove anziché Porto Vecchio, e quindi anche per questo si riesce a intendere come da un lato questo tipo di operazioni sono attese, anche perché
potete ben immaginare che la vita all'interno dei magazzini del Porto Vecchio non è dignitosa e quindi tutti cercano una sistemazione migliore. In questo momento, per fare un po' la cronaca della situazione, proprio Polizia e Carabinieri stanno entrando con i Vigili del Fuoco all'interno del magazzino 7 per verificare eventuali altre presenze di migranti. Come la settimana scorsa, al termine delle operazioni di evacuazione e di sgombero, i magazzini saranno sigillati, gli ingressi dei magazzini saranno sigillati, onde evitare nuovamente l'occupazione di questi spazi. Voi parlavate prima della cabinovia nel tratto orizzontale, siamo nel luogo deputato, se così vogliamo in qualche modo alleggerire e cambiare argomento. È chiaro che si tratta di tutt'altra partita, certo. Qui parliamo di situazioni umanitarie, di situazioni sanitarie, di situazioni di dignità dell'essere umano e anche di una gestione dei flussi migratori che continua a far vedere come i numeri di capienza a Trieste probabilmente non sono sufficienti rispetto alla mole di persone che arrivano, ma non è nulla di nuovo. Ciò che ho appena detto è nota la situazione della rotta balcanica e di chi poi trova nell'Italia, in Trieste, nel Friuli Venezia Giulia, un punto di passaggio o di arrivo. Altra partita è quella della cabinovia, tema più tecnico da un lato, politico dall'altro, che però lascio a voi, Laura. Nel frattempo vi restituiamo la linea, permaniamo ancora qui per qualche minuto, magari certo, lasciandovi ancora un po' di immagini, salvo certo, poi ritornare nel punto precedente, dove probabilmente concluderemo anche il nostro racconto, visto che la procedura sarà molto lunga, quindi andrà anche oltre il tempo di Sveglia Trieste, quindi oltre le 10, ma la prassi è quella consolidata, come ho detto prima nei collegamenti precedenti: riconoscimento, espletamento delle pratiche e poi trasferimento attraverso i pullman. Ci ricolleghiamo tra poco. Grazie Bernardo Gulotta, e vediamo appunto ancora le immagini proprio dei luoghi di cui stavamo parlando. Fra l'altro è arrivata anche la comunicazione ufficiale da parte della Questura, un po' quello che ha detto il nostro Bernardo. Sono interessati in particolare gli edifici numero 7 e numero 10. Ci sono personale della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Polizia Locale a supporto anche di contingenti di rinforzo sotto il coordinamento tecnico operativo della Questura. Questa è proprio la comunicazione ufficiale. Si sottolinea proprio il carattere di trasferimento per poter inserire queste persone nel sistema dell'accoglienza e in altri centri del territorio nazionale. Insomma, quindi come dicevamo ne abbiamo parlato. Soltanto queste immagini che abbiamo visto, no, di un cantiere, esatto, di queste persone che cercano riparo in questi magazzini, insomma un luogo dove proteggersi dal freddo, mette a nudo proprio quello che abbiamo detto prima, l'incapacità della nostra città di gestire le due realtà, no? Le due realtà, perché i cantieri, io sono d'accordo, devono andare avanti, e le ditte hanno diritto, si parla di gestione delle interferenze all'interno di un cantiere, quando ci sono certo, due ditte che lavorano e hanno tipologie diverse di lavori, bisogna organizzare, sfasando le tempistiche o realizzando aree di cantiere diverse, quando due ditte lavorano all'interno di una stessa area. Qui siamo in presenza, anche se ovviamente le persone migranti non sono una ditta che deve lavorare all'interno del porto, però è una presenza che convive in un luogo dove oggi si sta lavorando. Questo io sono il primo a dire non va bene, però questo mette a nudo, siccome le persone migranti ci sono, arrivano, poi vabbè, vengono trasferite da un'altra parte, però c'è un certo lasso di tempo, un certo numero di giorni in cui stazionano fino a che non hanno il famoso foglio che avevano in mano. Quindi, ripeto, un luogo, pensare un luogo, e questo era l'oggetto della mia domanda d'attualità, dove una parte di questi magazzini, il magazzino di via Flavio Gioia, l'abbiamo detto, l'abbiamo visitato durante una proposta che era stata fatta, è lì disponibile, si può trovare un accordo probabilmente con le Coop, no? Oggi è stato ceduto alle Coop, si potrebbe trovare un accordo finché non partono i lavori di ristrutturazione del Silios, che ci vorranno ancora, no, immagino, tanti anni. Le soluzioni ci sarebbero, mi sembra non ci sia la volontà, proprio per voler sfruttare in qualche maniera la spettacolarizzazione in qualche misura
di queste persone insomma, che transitano nella nostra città. Però appunto, come è stato detto bene anche da Bernardo Gugliotta, non c'è stata nessun tipo di resistenza, abbiamo detto prima commentando le facce, sono ragazzini sostanzialmente, che certamente sono in una situazione di difficoltà, perché sono in mano sono stranieri, sono con un foglio che per loro è un po' una speranza di vita, quindi sanno che di fronte a un controllo, a una forza dell'ordine sono in difetto, sono in una situazione di debolezza, e quindi certamente si adeguano alle regole che vengono imposte. No? Ripeto, una gestione migliore secondo me sarebbe quanto mai opportuna e favorirebbe il lavoro di tutti. Anche delle forze dell'ordine? Anche delle forze dell'ordine, anche della vita dei triestini, dei turisti, di tutti quanti. Di tutti. Allora, Daniele ci scrive: sono Daniele da Trieste, guardate che anche se hanno 13 anni delinquono lo stesso, continuate a non capire che da quando sono arrivati la delinquenza al massimo, se il signore in studio tiene così tanto i profughi, se li porti a casa sua. Benissimo, ecco, io non prendo nessuno a casa mia, e anche se li prendo è un problema mio, e sicuramente non ne farò mai pubblicità. Sono un cittadino che paga le tasse, e credo che come l'amministrazione del mio paese deve mettere a posto i buchi sulle strade e i marciapiedi, così deve preoccuparsi anche di questa situazione. Ancora una cosa, se posso, sì, un minuto, volevo dire, che non c'entra niente con questo tema, perché ricevo molte segnalazioni per quanto riguarda la situazione del ponte di Campanelle, famoso. Sì, è vero, ne abbiamo parlato tantissimo anche noi, perché abbiamo fatto anche una trasmissione proprio Ecco, sì, avevo intravisto qualcosa, però insomma anche su questo non si hanno aggiornamenti. Non ci sono ancora aggiornamenti. Sembra che la situazione sia in stallo per un rimpallo, se ho capito bene anch'io, insomma credo forse voi avete migliori aggiornamenti, tra Comune di Trieste e Regione. Non si capisce bene la competenza, no, di chi debba intervenire in quest'opera di rifacimento o comunque di messa, diciamo, di lavori per rendere di nuovo funzionale questo ponte. Segnalo soltanto che la situazione crea grandi disagi alle persone che vivono in quella zona, perché sono costrette a fare in un certo senso il giro del mondo quotidianamente per anche solo per andare a scuola, no? Certo. Un istituto scolastico, oppure per fare la spesa, insomma. Esattamente, quindi io non ho aggiornamenti, ma magari chiedo insomma, anche a voi, so che ne avete già parlato, ma se magari quando avrete qualche altro ospite si può tornare. Sicuramente. Allora, siamo in conclusione, c'era una telefonata, non so se facciamo magari in tempo a sentirla velocemente prima di lasciare il nostro ospite ai suoi impegni di questa mattina. Buongiorno. Sì, buongiorno Laura, buongiorno a lei e a Enrico. Ma io volevo dire una cosa, oggi ha telefonato sia il signor Giovanni sia la signora prima sulla sicurezza e adesso date mail che lei ha letto. Sono tutte cose che queste persone qua si devono rendere conto che sono fatte appositamente dal governo, perché questa centrodestra che abbiamo qua non ha mai cambiato, e i giudici, come diceva la signora, non hanno nessuna colpa. I giudici mettono in atto le leggi di chi sono fatte? Dal Parlamento e dal Senato. E allora la signora, come tanti altri che non conoscono, si vede le leggi e la legislatura italiana, devono informarsi prima di parlare, perché parlano male. Questi qua, gli emigrati, ci sono perché la destra sono 18 anni su 25 che ha governato. Se la legge quella Bossi e Fini non andava bene, doveva essere cambiata. Non l'hanno cambiata appositamente, perché fin quando ci sono gli emigrati hanno il potere, perché non hanno altre soluzioni nel paese, si vede, perché la crescita è zero, gli italiani giovani vanno via, sono milioni che sono andati via. In 3 anni e mezzo della Meloni sono andati via 1.750.000 ragazzi, tra uomini, donne e tutto. Vuol dire che questo paese siamo allo sbando. Siamo allo sbando, e loro l'unica carta che hanno da presentare ai cittadini è, ecco, sono gli immigrati che la sinistra vuole fare, ma la sinistra non ha fatto quella legge l'ha fatto la Lega e Alleanza Nazionale all'epoca. E questo è il discorso. E gli immigrati quando vengono giù, che chiami la polizia a Bagnoli, che noi vediamo qua tantissimi venire giù dalla Varosandra, ma anche non abbiamo tempo di intervenire. Allora questi signori qua che dicono
è tutto colpa degli immigrati. Gli immigrati li vuole la destra, perché la destra fin quando ci saranno gli immigrati avranno il suo voto. Grazie. Grazie a lei, buona giornata. Concorda con questa analisi che fa il signore, insomma, un po' sì, diversa da quelle che abbiamo sentito prima? No, però è un po' in linea con quello che dicevano, la spettacolarizzazione di questi fatti che avvengono, che in realtà non sono un'emergenza, tutto lì. I numeri ci parlano di una non emergenza che in realtà viene manifestata, viene presentata come un'invasione. Ecco, non è così, poi i problemi ci sono certamente, però sono assolutamente risolvibili. C'è proprio una volontà, il fatto di non dare risposta anche alla domanda dell'attualità, che io comunque ripresenterò nel prossimo consiglio, carica, sì, sotto un'altra veste, o comunque la presenterò come interrogazione, però purtroppo sappiamo che tante volte vengono presentate le interrogazioni e non hanno risposta, quindi non mi aspetto granché. Ecco, quindi sono in linea con quello che ha detto la persona che ha telefonato adesso, è un po' buttare fumo negli occhi, insomma, ecco. Credo, io sono una persona molto pragmatica, sono un tecnico, sono veramente una persona concreta e di buon senso, credo che volendo le cose si possono risolvere e gestire meglio di quello che si sta facendo oggi. Non è facile, però è possibile. Si può fare. Allora, grazie a Giorgio Sclip, torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste. Volentieri. Grazie. Non alla Triestina. Grazie. Ok, va bene, grazie. E allora noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e fra poco sarà con noi Riccardo Ledi della quarta circoscrizione di Fratelli d'Italia. Fra poco. Rieccoci in studio ancora una volta, diamo il buongiorno a Riccardo Ledi, quarta circoscrizione, Fratelli d'Italia, buongiorno, ben arrivato, grazie di essere qui. Allora, stiamo seguendo in diretta, lo ricordiamo ancora una volta, lo stiamo facendo un po' da tutta la mattinata, la nuova operazione di trasferimento di migranti, no? Ce ne sono state diverse nell'ultimo periodo, l'ultima proprio questa mattina, c'è il nostro Bernardo Gulotto insieme a Gianluca Valenta all'interno proprio del Porto Vecchio, all'ingresso monumentale, che è diventato, come ci diceva prima, un po' il punto di raccolta, no? Di queste persone che vengono fatte uscire dai magazzini fatiscenti dove si trovano magari temporaneamente, insomma, accampati e vengono fatti mettere in fila con il famoso foglio, insomma il documento che poi dà loro la possibilità di essere trasferiti altrove, insomma in una sistemazione magari più dignitosa in altre regioni d'Italia. Allora, torniamo a collegarci quindi nuovamente con Bernardo, fra l'altro la zona, diciamo, è ancora quarta circoscrizione, no? Subito fuori, Piazza Libertà è proprio, comincia lì la quarta circoscrizione, quindi poi commentiamo insieme. Allora Bernardo, nuovamente a te la linea, abbiamo seguito insomma con te la situazione, come si sta svolgendo, ci dicevi tutto in modo piuttosto regolare, no? Sì Laura, buongiorno consigliere Ledi, di nuovo a tutti i telespettatori. Noi ci siamo riportati verso la zona del punto di raccolta dove si stanno svolgendo le pratiche di riconoscimento e poi le pratiche di asilo di richiesta internazionale che sono in mano ai migranti stessi, con il foglio che loro stessi presentano poi a chi di dovere per la burocrazia del caso. Saranno anche circa 200 le persone, se le vogliamo stimare in maniera un po' approssimativa. Anche il colpo d'occhio ci aiuta, visto che si sono messi in fila, come detto nei collegamenti precedenti, la priorità alle donne, poi tutto un cordone di uomini, alcune famiglie che si sono poste in particolare vicino al gazebo della Croce Rossa e quindi anche il supporto proprio della stessa Croce Rossa per quelle che sono le prime visite mediche volte ad appurare anche lo stato di salute delle persone. Presenti sul posto Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, le associazioni, un nutrito gruppo di volontari
che supervisionano e al caso anche supportano le operazioni in atto. Poi il trasferimento avverrà attraverso i pullman e le destinazioni sono, come recita il comunicato della Questura che è stato inviato non molti minuti fa, un po' tutti i centri del territorio nazionale. Noi poi sappiamo anche per informazione che ci viene data dalle stesse forze dell'ordine che principalmente sono interessati i centri del nord-est, non solo Friuli Venezia Giulia ma anche Lombardia e Veneto, e quindi la redistribuzione avverrà proprio nelle prossime ore. Le pratiche di solito qui si svolgono su diverse ore, nel senso che ci vorrà un po' di tempo, sarà più o meno le 11:30, mezzogiorno, forse se stiamo alla tempistica di giovedì scorso, quella che poi concluderà le operazioni qui in Porto Vecchio. Vediamo ancora piccoli gruppi o singole persone che si avvicinano qui sotto il varco del Porto Vecchio, quello che conduce verso largo Città di Santos, però fondamentalmente il grosso delle persone si era già fatta trovare qui questa mattina attorno alle 7:15, prima ancora dell'arrivo delle stesse forze dell'ordine che abbiamo visto anche all'opera ai magazzini 7 e 10 per un'operazione di sgombero, al termine del quale poi si procede con la chiusura. Dobbiamo spostarci perché c'è una macchina, la chiusura degli stessi magazzini, la sigillatura, onde evitare poi nuove intrusioni all'interno dei magazzini. Il tutto in un contesto durante il quale operai delle ditte lavorano per il progetto Porto Vivo, in questo parallelismo tra un'attività di rigenerazione urbana e un'attività invece di redistribuzione di queste centinaia di persone che non hanno trovato collocazione all'interno del sistema di accoglienza e che quindi si sono adagiate, anche se non è il termine più corretto, che si sono accampate, forse è meglio dire, all'interno dei magazzini. La scorsa settimana era interessato il magazzino 4, che è proprio quello che si trova qui a 2 passi dal varco del Porto Vecchio, magazzino 4 che ora stiamo inquadrando e che è anche quello oggetto di interventi da parte delle ditte. Lo vedete il mezzo con l'escavatore che sta procedendo con le sue operazioni. Ci sono diverse persone che, ci è stato detto dagli operai delle ditte, questa mattina alle prime luci del mattino si sono allontanate dal Porto Vecchio. Si tratta di quei gruppi di migranti che non vogliono essere probabilmente trasferiti o forse anche identificati. Questo ci è stato detto un po' fuori via da alcuni operai delle ditte che erano qua di buon'ora e che hanno visto proprio un piccolo esodo, non tanti a dire il vero, qualche decina di migranti che si è allontanato prima ancora dell'arrivo della polizia. Invece il gruppo corposo si è radunato qui proprio in attesa di questa nuova operazione. A distanza di una settimana, quando erano più o meno 140 i migranti identificati e poi trasferiti, sebbene i posti in accoglienza non siano sufficienti per tutti. Infatti il grosso problema da parte delle autorità, delle istituzioni, è proprio quello di trovare collocazione per tutti, un tema che rimane al centro anche del dibattito politico circa la disponibilità di posti sul territorio e la necessità spesso, perché questo è il quarto sgombero trasferimento che vi documentiamo in diretta, e quindi la necessità spesso di dover trovare luoghi idonei dove poter collocare i migranti. Non crediamo che sia finita qui, anche perché i flussi della rotta balcanica, benché come dice la politica siano diminuiti nel corso del tempo, continuano a interessare la città di Trieste e in particolare il Porto Vecchio. Noi, Laura, rimarremo ancora qui, se ci sono domande siamo a disposizione, in caso contrario per ora vi restituisco la linea. Grazie Bernardo, hai fatto davvero un buon riassunto di quella che è stata finora la mattinata di questa nuova operazione di trasferimento dei migranti. Fra l'altro dicevamo già prima dovevano essere circa 90 da quello che ci avevano comunicato, in realtà sembrano essere piuttosto più numerosi di quello previsto, ma comunque tutto si sta svolgendo in modo regolare. C'è la mail di Egon che ci scrive: assolutamente ridicolo, i magazzini del Porto Vecchio e clandestini sono come il gioco delle 3 scatole o come la matriosca, una storia infinita.
richiama insomma il TLT sotto amministrazione USA. Chiediamo a Trump insomma la mail, ci sono tanti interventi insomma su questa nuova operazione che si sta svolgendo una settimana da quella precedente, no? Lo ricordava lo stesso collega Bernardo Gullotta, che fra l'altro prima si è spostato dai magazzini 7 e 10 che venivano sgomberati e tutti i migranti venivano portati appunto dove si trovano ora i nostri colleghi. Allora, come commentare una nuova operazione di questo tipo? Lei insomma non è la prima volta, no, che si fa da parte di tutte le forze dell'ordine, coordinate dalla questura in questo caso. Bernardo Gullotta ha sintetizzato benissimo quello che è successo, ha fatto anche una breve cronistoria dei vari passaggi. Come detto poc'anzi, dovevano essere una novantina di persone, probabilmente ce ne sono 200, cioè il doppio. Io desidero, mi pongo una domanda, ma chi è contrario a questo tipo di operazioni? Io penso che qui bisogna trovare l'unanimità da parte di tutti quanti, opinione pubblica, amministratori, eccetera, sulla bontà di queste azioni, a difesa del territorio, a difesa del coro, a difesa anche di queste povere persone. Certo, loro stessi, insomma, lo diceva prima il collega, no? Comunque sembrano contenti di essere trasferiti in una situazione più dignitosa. Si parla, esattamente, si parla appunto di decoro, di salubrità, di tutela anche della sicurezza. Noi stiamo riqualificando, Trieste sta riqualificando il Porto Vecchio. Il fatto che ci siano delle persone di non addetti ai lavori presenti lì mette in difficoltà anche i lavori, ma ripeto, per la sicurezza stessa e degli operatori, ma anche di queste persone. Perciò io penso chi si oppone a questo tipo di operazioni non saprei neanche come giustificare queste eventuali opposizioni o le eventuali motivazioni. C'è da dire poi un paio di precisazioni. Sì. Ho sentito anche la coda dell'ospite precedente. Sì, esatto, sì, ho sentito anche gli interventi delle telefonate. Io mi occupo di quarta circoscrizione, perciò parliamo principalmente del centro città. Noi siamo come circoscrizione, amministriamo un paese, un grande paese con problemi di una grande città, certo, alla fine, no? Cioè è tutto concentrato principalmente da noi, centro, perché, no? Esatto, perché siamo molto eterogenei, passiamo dal residenziale al commerciale, eccetera. E anche situazione di adesso, insomma, anche la situazione di adesso, no? Anche certo. Piazza Libertà, che ormai è diventata, non dico off limits per i triestini, ma poco ci manca, è una piccola Kabul. Anche situazioni di degrado, come abbiamo visto adesso il discorso del Silos, che è al confine proprio con tra terza e quarta circoscrizione. Sì. Quello che volevo dire io, e mi riferivo anche al precedente intervento, che forse ci si dimentica l'azione di governo fatta in tal senso sull'amministrare proprio questo fenomeno, che è un fenomeno mondiale. Certo. Per quanto riguarda la rotta balcanica c'è stato un dimezzamento delle entrate, degli arrivi, no? Degli arrivi, e questo sono dati del Viminale, perciò come fossero dati Istat, inconfutabili. Certo. La percezione è sicuramente diversa sul territorio, anche personalmente la mia percezione è quella di avere una presenza di immigrati, e in questo caso quelli che stanno qui al Silos sono clandestini, evidente, perché stanno facendo l'iter per regolarizzarsi, ma non sono, innanzitutto non sono minori non accompagnati, perché ricordiamo che il comune... Di questi si prende in carico sempre, insomma, il comune, sindaco. No? Il sindaco. Esatto, il sindaco. Cioè il comune si occupa dei minori non accompagnati. Tutto il resto se ne occupa è di competenza della prefettura, che a sua volta
si appoggia alle associazioni sul territorio presenti che si occupano dell'argomento. In particolare, ma lo sanno tutti, l'ICS di Sono Schiavone, e la narrazione finora secondo me è stata assolutamente sbagliata riguardo questi fenomeni, perché non si deve chiedere agli amministratori cosa fate, che tipo di soluzioni ponete, o fare interrogazioni in Consiglio Comunale come poc'anzi il suo ospite. Come diceva appunto prima Giorgio Sclip, sì. Ma la domanda in primissima battuta va fatta a ICS. Perché ci sono queste persone qui? Perché non si fanno degli interventi in merito? Oltretutto l'ICS non è la Fate Bene Fratelli, sono anche finanziati con soldi, con contributi pubblici, di conseguenza... Questo, il dibattito insomma è in corso, mentre è in corso, lo ricordo ancora una volta, appunto questa nuova operazione di trasferimento dei migranti, coordinata anche in questo caso dalla Questura, ma con tutte le forze dell'ordine, le forze di polizia coinvolte, c'è la Guardia di Finanza, ci sono i Carabinieri, naturalmente la polizia locale, anche a dare supporto, i Vigili del Fuoco, quindi davvero tutti, e naturalmente anche il presidio sanitario, no? Per un primo contatto, una prima visita con queste persone, come ci raccontava prima già questa mattina presto il nostro Bernardo Gulotta. Allora dobbiamo fermarci per una piccolissima pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, ancora seguiremo appunto queste operazioni in Portovecchio. Rieccoci ancora in diretta, 9:25 del mattino, siamo sempre in compagnia di Riccardo Ledi della quarta circoscrizione di Fratelli d'Italia, che sta commentando anche con noi questo nuovo sgombero del Portovecchio, con le immagini della nostra troupe. Sono presenti sul posto, lo ricordo ancora una volta, Bernardo Gulotta, Gianluca Valenta, e vediamo che insomma stanno andando avanti già da oltre un'ora le operazioni di sgombero dei magazzini fatiscenti. Adesso lo stavamo commentando un po' fuori onda, davvero vivono in certi casi in condizioni al limite, no? Quasi disumane, assolutamente quasi disumane, lo dicevamo, è chiaro che ora sono tutti in fila, tutti muniti di questo documento, di questa carta che consentirà loro di essere trasferiti altrove, in altre regioni d'Italia, principalmente, lo dicevamo, soprattutto nel nord-est oppure in Lombardia, e anche qualcuno insomma anche nella nostra regione, ma principalmente insomma in altre regioni italiane. Un'operazione che sta andando avanti da diverso tempo, l'abbiamo detto prima, già la scorsa settimana ce n'è stata una analoga che ha portato fuori da Trieste un numero consistente. Poi per i numeri esatti dell'operazione odierna ci sarà tempo, insomma ci sarà un bilancio finale, ma se i tempi saranno rispettati così come sono stati indicati giovedì scorso, insomma dovrebbe concludersi in tutto intorno a mezzogiorno e mezzo. Ecco, vediamo, dicevamo prima che c'erano soprattutto uomini, maschi e giovani, ma ci sono anche alcune donne che sono state visitate e prese in carico, diciamo così, dalle forze di polizia, dalle forze dell'ordine per prime, hanno una sorta di corsia preferenziale, sono in poche però ci sono, le abbiamo viste, insomma in queste immagini le stiamo proprio vedendo in questo momento nelle immagini di Gianluca Valenta, no? Dicevamo prima, e così deve essere assolutamente, così deve essere, così no? deve essere, come nell'immaginario collettivo si suole dire prima donne e bambini, sì. Assolutamente, e categorie più fragili vanno assolutamente difese. D'altra parte è fattuale, si vede, e come dicevo prima anche, ma si percepisce, sì. Chi vive la città, un numero di uomini, maschi, di età lavorativa, ventenni, trentenni, eccetera, che vanno a bighellonare in città dei nulla facenti, perché ecco non sanno cosa fare, aspettano a Godot, non si sa cosa... E non voglio poi
scivolare nel discorso della microcriminalità, perché non voglio etichettare nessuno. Ne abbiamo parlato molto anche questa mattina. Sì. Anche questo è un dato di fatto. Quello che volevo, anche a chiusura del riferimento che facevo prima sul precedente intervento e sulla telefonata, sul discorso della magistratura, eccetera, io mi occupo di quarta circoscrizione, io appartengo al territorio del Comune di Trieste. D'altra parte non si può dimenticare che effettivamente anche in quest'ambito, anche in questo argomento, la magistratura ha più e più volte intervenuta, sicuramente non a favore, d'accordo, dell'azione di governo, del governo Meloni, del governo di centrodestra, bensì in forma contraria, perché se è vero ed è vero che il governo Meloni può legiferare, eccetera, e altrettanto l'applicazione delle leggi sta alla magistratura nel proprio ambito, nelle proprie competenze, è altrettanto vero che ci sono stati determinati casi che inspiegabili. Chiaro. Cioè mi riferisco a Carola Rackete. La magistratura ha certificato il fatto che si può speronare una nave militare e nello specifico una motovedetta della Guardia di Finanza. Si può. Discorso dell'hub dell'Albania, bocciato. Intanto, lo dico per i nostri telespettatori, stavamo vedendo proprio l'operazione di carico dei bagagli, no? Sugli autobus, proprio per trasferire queste persone, come abbiamo già visto in altre occasioni, e le persone, soprattutto le donne in questo caso, stanno salendo appunto sui primi autobus in partenza per altre regioni. Poi ci forniranno sicuramente i dettagli sulle destinazioni, eccetera. Vedo pronto Bernardo Gulotta, proprio credo su queste operazioni che si stanno svolgendo in questo momento. Allora Bernardo, stanno salendo i primi migranti sugli autobus. Sì, brevemente poi rilascio a voi la linea. Sono principalmente donne, le prime a essere accompagnate all'interno dei pullman, come vedete alle mie spalle, le operazioni di carico di quelli che sono i bagagli, i beni delle persone caricate a bordo dei pullman. Questo pullman, uno dei due, l'autista, sentivo che parlava con il collega, avrà come direzione Milano, quindi anche a riprova del fatto che la Lombardia è una delle regioni interessate dal trasferimento dei migranti qui presenti in Porto Vecchio e, come ho detto già in più occasioni, la priorità è data alle donne e alle famiglie. Infatti avete visto principalmente donne in queste immagini di qualche istante fa, anche qualche uomo, perché si tratta proprio di nuclei familiari. Non ci sono bambini rispetto invece a quanto avevamo documentato giovedì scorso, o almeno noi non li abbiamo visti in questa zona, forse più all'interno della tettoia, dove sono ancora in corso delle pratiche di riconoscimento. Forse c'è anche qualche minore, ma al momento non ne abbiamo visti. Quindi procede tutto come da prassi e come vi avevamo indicato prima: priorità alle donne e ai nuclei familiari, poi gli uomini, riconoscimenti che hanno il loro tempo, hanno bisogno del loro tempo, infatti dureranno ancora qualche ora e poi saranno tutti accompagnati all'interno dei pullman per poi essere trasferiti in vari centri del nord-est. A voi. Grazie Bernardo. Intanto restiamo appunto sulle immagini. Sì, diceva insomma il ruolo della magistratura che mette in difficoltà. La magistratura è stato determinante sul fenomeno. Dicevo, Carola Rackete, il caso della nave Diciotti, addirittura un ministro è stato messo sotto processo, il fatto dell'hub dell'Albania, il laboratorio che tutta quanta Europa guardava con estremo interesse, bloccato dalla magistratura, e poi quello che vediamo purtroppo, dico purtroppo in maniera quasi quotidiana, il fatto che gli interventi delle forze di polizia che non sono sostenuti, bensì sono addirittura gli operatori, le forze di polizia e i carabinieri sono indagati
perché fanno degli interventi. Su questo insomma c'è un ampio dibattito, anche i nostri telespettatori spesso intervengono su questo tema. Allora c'è una mail di Roberto che scrive: vedo dalle vostre immagini che tutti questi extracomunitari sono in ottime condizioni, mi chiedo perché dove soggiornano lasciano un porcile senza preoccuparsi di vivere in mezzo a sporcizia e rifiuti, bisognerebbe obbligarli a pulire le aree che hanno lordato. Questo è un discorso che si fa spesso. Poi ancora Davide invece precisa: chi non paga il biglietto è un clandestino, chi non ha i documenti è un irregolare, un termine corretto insomma. Ancora giustamente, grazie della precisazione Davide. Allora buongiorno, ma spiegatemi come fate a identificare persone senza documenti, possono raccontare pure di venire da Marte, da centinaia di stati, assurdo, quando arrivano compiono già un reato ma sanno che in Italia in un modo o nell'altro ci rimangono e possono fare ciò che vogliono, non sono impuniti, dice Egon, ancora insiste insomma su questo tema insomma, no? Della possibilità di restare comunque in Italia, no? Certo, e dell'impunità. Faccio miei gli interventi letti poc'anzi, dunque sono per la precisione clandestini irregolari, perché non hanno documenti e il biglietto lo paghiamo noi, fino a prova contraria. Come circoscrizione abbiamo più volte anche marcato il fatto del dover amministrare in maniera diversa anche i spazi limitrofi, quali proprio Piazza Libertà, il fatto del lordare le cose pubbliche. Abbiamo cercato in tutte le maniere di contenere proprio i fenomeni in tal senso di Piazza Libertà. È intervenuto anche l'assessore competente con l'installazione di alcuni VC chimici, a titolo di esempio, contro la volontà della circoscrizione, perché noi come centrodestra avevamo dato un parere completamente opposto. D'altra parte, giustamente, l'assessore si è messo una mano sulla coscienza e ha voluto mettere i VC chimici. Il risultato del tutto è che abbiamo speso 100.000 euro, i VC chimici sono stati distrutti, completamente divelti, e si continua a urinare a cielo aperto, perché poi le cose vanno dette. Il verde pubblico di Piazza Libertà è pressoché azzerato, perché tra bivacchi e orinatoi a cielo aperto praticamente si è bruciato tutto il verde pubblico. Il telespettatore ha assolutamente ragione. Ha ragione, secondo lei. Allora, torniamo da Bernardo Lotta, che vedo con un ospite per eventualmente commentare insomma, quello che sta succedendo in questo momento. Lo ricordo ancora una volta, siamo in diretta da questa mattina presto su questo nuovo sgombero dei migranti dal Porto Vecchio. Allora, a te la linea, Bernardo. Sì, grazie Laura, siamo in compagnia di Rais, giusto? Rais che viene dall'Afghanistan e che si trova qui anche lui in questa giornata di trasferimento in altre zone della città o anche in altri luoghi, strutture del nord-est. What's your story, Rais? I come from Afghanistan, so I come Taliban's in this problem, you know, so then I come past Iran and this Turkey, then Bulgaria, then Serbia, Bosnia, and this lots of country. I'm walk. Only walking. Only walking. Then I come decide just Italy, because Italy is the best country in the world. So I love Italy, and they give me camp and lots of foods, money, shoes. Everything. They give me life and new life and give me in Italy. Thank you, Italy. Thank you. It's good country. And now, what do you want to do? So your future. Yeah, foods. Everything is good foods, and he give me money, everything, and camp. So good. Okay. Now you want to stay in Italy? Yeah. I stay in Italy. This is the best country in the world. Italy. I love it and good. How many days you stay in Trieste, here in this town? Yeah. Oh, 1 month. 1 month? Yeah, 1 month. Here in Porto Vecchio? In this? No, just 1 week in there. Then I take me to camp.
Santa Croce? Malala. Malala, Yeah, ok, yeah. Pernetti. Yeah, Malala. So it's a. And in Afghanistan, you was an employee, a job? Yeah, my job. I'm a U.S. military working. Military? Yeah, military. U.S. Americano. So I'm a truck driver, and they are NATO. So you drive the vehicle? NATO tanks, everything. So I am working a security job in a U.S. military security. Why you travel by Afghanistan to Europe? So I'm come to, like, my life is in danger. So Taliban. Then decide I'm come to Italia. Okay. Italia the best country for me. Va bene. Allora Laura, thank you. No? Have a nice day. Sì, gli piace l'Italia, l'ha detto più volte, adesso lo lascio anche ai colleghi della RAI. Ho detto più volte che gli piace l'Italia, ha viaggiato dall'Afghanistan, l'Iran, la Turchia e poi ha seguito la rotta balcanica, è arrivato in Italia ed è qua da circa un mese, da una settimana. Sì, sempre a piedi, ha viaggiato sempre a piedi, da una settimana circa in Porto Vecchio, prima era invece stato ospitato a casa Malala. Se non ho capito male era in Afghanistan, ha 40 anni questa persona che abbiamo intervistato, l'ha detto un attimo prima del collegamento, e se non ho capito male lui guidava dei veicoli per l'esercito americano che si trovava a distanza in Afghanistan, quindi era stato impiegato proprio come ausiliario, diciamo, in Afghanistan, solo che le condizioni di vita, i talebani, la povertà lo ha spinto ad andare via dal suo paese, a viaggiare, anche perché mi pare di aver colto in un passaggio proprio a un certo punto gli Stati Uniti hanno deciso di lasciare in blocco l'Afghanistan e quindi hanno lasciato il paese, diciamo, senza un presidio militare solido come quello americano, e anche lì poi si è trovato un po' spaesato e ha deciso di si è sentito in pericolo e ha deciso di viaggiare. Più volte ha detto che si trova bene in Italia, che qui gli sono stati dati scarpe, vestiti, anche soldi, opportunità, e che quindi intende rimanere qui. Ed è un po' sulla falsa riga di quanto abbiamo sentito anche la scorsa settimana da un ragazzo più giovane che veniva dal Pakistan in questo caso e che ha viaggiato anche lui un po' in lungo e in largo e poi ha trovato nell'Italia il luogo dove trovare maggiori opportunità, maggior tipo di accoglienza e di umanità, e questo in qualche modo ci riporta anche ai numeri del flusso migratorio in arrivo in Italia. Però non sono io deputato a trattare questo argomento, anche alle politiche europee di migrazione, ovvero se altri paesi come la Francia, come la Germania, dove il ragazzo che abbiamo sentito la settimana scorsa hanno sì accolto, ma forse non hanno trattato come loro desideravano questi migranti, poi hanno scelto l'Italia invece per le diverse opportunità che soprattutto per i rifugiati sono date per una vita dignitosa. Però questo è quanto abbiamo raccolto, poi giudizi che siano politici e amministrativi li lascio agli altri. Per adesso è tutto, Laura, qui giusto per fare un punto della situazione prosegue tutto come da canovaccio, nel senso che le file non si sono granché spostate rispetto ai collegamenti precedenti, praticamente i ragazzi che abbiamo visto prima davanti a noi sono rimasti dove stavano, perché in questo momento, come già anticipato, la priorità è data alle donne, e quindi le file che si stanno in qualche modo sbrigando, dissolvendo proprio nella parte interna ai magazzini. Restiamo ancora collegati un secondo, ma vi rilascio le linee almeno con le immagini, proprio perché un gruppo è stato appena in qualche modo liberato dalla burocrazia e quindi si sta avvicinando ai pullman. Intanto vi rilascio la linea con le immagini delle donne e delle famiglie che raggiungono i pullman per poi essere trasferiti altrove. Grazie Bernardo Gulotta, sono significative queste immagini proprio di quello che dicevamo prima, prima le donne e le famiglie, poi si procederà con tutti gli altri, che sono tanti, li abbiamo visti, no? In fila parecchio. Abbiamo sentito anche le parole di questo migrante dall'Afghanistan, dice appunto, ha espresso più volte il suo apprezzamento per il nostro paese, poi ha parlato della sua situazione in Afghanistan, ha detto di essersi sentito in pericolo
durante appunto dopo l'uscita di scena degli Stati Uniti, quindi essendo lui un po' impegnato proprio in attività di guida dei mezzi militari, no, statunitensi. Quindi... Mi fa specie e comunque lo vedo positivamente e accolgo positivamente questa testimonianza, perché solitamente noi siamo abituati a essere etichettati, perché ricordiamoci, ripeto, che governiamo a Roma e governiamo anche il territorio, sì. Governiamo Trieste, governiamo la regione, solitamente siamo etichettati come brutti, sporchi e cattivi, poi senti queste testimonianze dirette e sembrerebbe esattamente l'opposto. Allora, infatti, ed era la stessa cosa che dicevamo prima, queste sono assolutamente delle povere persone in cui in futuro avremo anche in un contesto geopolitico bisogno, perché sono filo-occidentali, d'accordo? Non so se ti ricordi le immagini di quando si erano ritirati gli americani dall'Afghanistan, gente disperata che si appendeva agli aerei, alle ruote degli aerei, ai carrelli degli aerei, e poi cadeva da 100-200 metri, una cosa pazzesca. Davvero, sì. Noi un domani avremo bisogno di queste persone integrate, perché abbiamo bisogno, d'accordo, anche per esportare democrazia, perché si esporta non con la guerra, ma proprio integrando queste persone, con l'esempio, e riportandole nel loro paese, proprio in un contesto di diritti dell'uomo, di diritti della persona e così avanti. Valori che sono riconducibili sicuramente all'Occidente. Allora, dobbiamo fermarci per l'ultima pausa pubblicitaria di questa mattinata, torniamo fra pochissimo. Rieccoci ancora una volta in diretta. Allora abbiamo anche credo una telefonata, vi ricordo ancora una volta stiamo seguendo da questa mattina la nuova operazione di sgombero di migranti dal Porto Vecchio, così come giovedì scorso anche quest'oggi le operazioni sono iniziate all'alba, si sono concentrate inizialmente, faccio un breve riassunto insomma per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, sui magazzini 7 e 10, inizialmente sembrava dovesse essere interessato più il magazzino 18 che insomma con tutta la sua simbologia, no? Che faceva particolare impressione, in realtà poi erano i magazzini 7 e 10 scusate, che sono stati completamente sgomberati e i migranti che dormivano all'interno sono stati fatti mettere in fila e sono in attesa proprio di tutte le pratiche di riconoscimento, di anche visita medica, no? C'è un presidio lì della Croce Rossa proprio sotto i portici dell'ingresso monumentale. Siamo sempre in compagnia di Riccardo Ledi della 4ª circoscrizione, fra l'altro dicevamo la circoscrizione arriva proprio fino alla Piazza Libertà, che è esattamente davanti al luogo che le immagini di Gianluca Valenta stanno riprendendo in questo momento. Allora c'è una telefonata, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, mi chiamo Franco. Franco, buongiorno. Volevo congratularmi come nel Porto Vecchio la questura, anziché impiegare 10 o 15 giorni a fare quel numero di immigrati, riesce a farli in un giorno soltanto, nel senso che quei 200 immigrati in questura ci avrebbero impiegato 10 giorni per fare i documenti, a differenza nel Porto Vecchio la questura riesce a gestire quelle pratiche in un giorno. Passo in avanti allucinante. Secondo, non penso che ci sia nessuno sulla faccia della terra che riuscirà a fermare l'immigrazione, perché è una cosa normale. Dovremmo semplicemente cercare di organizzarci in maniera adeguata per accoglierli, per fare i documenti e per
anche utilizzarli, dalle badanti alle persone che lavorano e pagheranno le nostre pensioni e altro. L'unico problema è che il 70% di quelle persone parla inglese, noi abbiamo le forze dell'ordine che non arrivano al 30% a parlare un inglese fluido, perciò dovremmo essere noi a prepararci nell'accogliere quelle persone. È la barriera linguistica, insomma, dai. La cosa che mi piace da impazzire è l'educazione di queste persone, che noi non ce la troviamo neanche davanti alle scuole, quella educazione. Perciò il suo ospite dovrebbe ragionare una normale forma di accoglienza, perché anche noi come italiani, se stiamo 10 o 15 giorni in un posto e non riusciamo a fare i documenti, dobbiamo lavorare, facciamo delinquenti, andiamo a rubare, spacchiamo, facciamo di tutto. Dice noi che sono le lungaggini dei riconoscimenti burocratici. Grazie Franco, grazie del suo intervento. Allora pone l'accento sulla... Io ringrazio il signor Franco, ho colto una, non so, ho quantomeno percepito io una polemica in merito alla professionalità delle forze dell'ordine, viceversa io sostengo l'altissima professionalità delle forze dell'ordine di fronte a termini di, come dicevo prima, sicurezza, salubrità, decoro, e il fatto che siano intervenuti tempo un giorno, che poi queste operazioni, probabilmente il signor Franco non le sa, vengono coordinate dalla prefettura tramite il comitato sicurezza, in cui siedono tutte le forze dell'ordine, carabinieri, guardia di finanza, polizia, coordinate dal prefetto e in presenza del signor questore, e polizia locale, eccetera, d'accordo? Sono operazioni che comunque vengono progettate a tavolino, e poi quello che noi vediamo è sicuramente la punta di un iceberg e l'atto finale, di questo coordinamento che avviene in prefettura. Perciò è improprio dire che in un giorno si risolve tutto, viceversa. Ci sono le lungaggini burocratiche per quanto riguarda l'iter amministrativo. Io penso oltretutto che un primo step di integrazione sarebbe appunto il fatto di insegnare a queste persone l'italiano. Non trovo nulla di scandaloso, vengono in Italia, vogliono integrarsi in Italia, vogliono vivere in Italia. Lingua, certo. Allora, semmai, caro signor Franco, non è noi che dobbiamo parlare inglese, ma sono loro che dovrebbero incominciare a parlare italiano. Come? Ecco, questa è un'ottima domanda. Sicuramente si potrebbe attivare corsi di lingua italiana, pian pianino incominciare anche a limitare l'uso dei mediatori culturali, perché noi paghiamo mediatori culturali, però adesso in uno stato d'emergenza, in proiezione futura, tutto questo dovrà essere sicuramente ridotto, è necessario che sia ridotto. E chi dovrebbe farlo? Lo dicevo prima, in prima battuta, chi opera sul territorio, le associazioni, l'ICS del signor Schiavone. Di accoglienza, chiarissimo. Allora, vediamo intanto proprio le operazioni in questo momento di far salire tutte queste persone che sono già state appunto riconosciute, a cui sono stati controllati questi documenti, questa sorta di foglio insomma di cui sono stati dotati, forniti, e vengono fatte salire su questo pullman direzione. Il primo era diretto a Milano, non so se poi il nostro Bernardo Gulota, che è ancora lì presente, sa se anche questo è diretto verso la Lombardia. Comunque poco cambia in qualche altra situazione che è già stata preventivamente così individuata, e questo è anche testimonianza di quello che diceva adesso l'ospite, no? Si tratta di un lavoro preparato a monte con un lungo lavoro. Per quanto riguarda le forze di polizia, l'ho detto anche prima, noi viviamo un momento in cui le forze di polizia, nell'adempimento del loro servizio, del loro dovere, vengono addirittura incriminate. Sinceramente, oppure l'opinione pubblica mette in dubbio la professionalità degli stessi. Sinceramente io non ho dubbi in tal senso.
io su questo difendo e mi metto dalla parte delle forze di polizia, ecco, vediamo ma se senza ombra di riusciamo dubbio. a chiudere con Bernardo, che vedevo appunto pronto davanti alla fila, ancora a una delle file che devono invece ancora essere smaltite in qualche modo dal punto di vista proprio burocratico dei controlli. Allora a te Bernardo. Allora, non ti sentiamo, non so cosa sia successo, se c'è qualche problema. Laura? Eccoci, perfetto, sì, ti sentiamo, benissimo, sì. Sì, dicevo, penso sarà l'ultimo nostro collegamento, le file sono ancora alle mie spalle piuttosto lunghe, hanno imbarcato queste persone all'interno della pullman e non va molto lontano perché andrà a Casa Malala, quindi a Fernetti, per questa redistribuzione molto sparpagliata che dalla Lombardia a 2 passi vede la collocazione di queste centinaia di migranti. Abbiamo capito anche come ci sono altri punti sia in Friuli, quindi nella zona della provincia di Udine, che in Veneto per l'accompagnamento in strutture deputate all'accoglienza. Le file sono ancora in corso alle mie spalle, questi ragazzi come sono arrivati e sono saliti in questo pullman hanno ricevuto in qualche modo anche il saluto di altri amici che sono in coda, anche a riprova del fatto che poi sono gruppi che si sono divisi anche per questioni etniche, perché alcuni magazzini erano occupati da nepalesi, altri erano occupati da comunità pakistane e via discorrendo con altre nazionalità, quindi poi si creano gruppi più o meno affini in base alla cultura, in base alla religione o a semplicemente un viaggio che possono aver fatto assieme e quindi si sono salutati tra chi è andato via e chi è arrivato. Ora c'è una leggera discussione tra le parti perché un ragazzo è arrivato, ha saltato la fila, questo penso che capiti un po' in tutto il mondo quando qualcuno vuole fare il furbo e qualcun altro invece si lamenta perché è lì ad aspettare da ore e si vede scavalcato. Sì, in realtà è rimasto, ha comunque guadagnato qualche posizione, quindi insomma nel suo intento ce l'ha fatta con il malcontento di altri. Le procedure qui andranno avanti ancora, penso almeno un'oretta e mezza. Noi vi salutiamo qui lasciandovi con le immagini di Gianluca Valenta delle file ancora dei migranti che attendono l'espletamento delle pratiche burocratiche. Grazie Bernardo, insomma con queste immagini concludiamo la puntata di oggi. Volevamo solo per un attimo, magari torneremo a invitare Riccardo Ledi della 4ª circoscrizione nuovamente in un'altra puntata per parlare di quello di cui si è parlato all'ultima riunione della circoscrizione, ovvero il futuro di Palazzo Carciotti. Oggi c'è un po' anche il rendering sul piccolo, ma avete avuto modo di vedere questo bellissimo progetto, no? Sì, abbiamo avuto la fortuna di avere sia i tecnici che seguiranno i lavori che la proprietà di Generali, i rappresentanti della proprietà di Generali in circoscrizione appunto per la presentazione del progetto di riqualificazione di Palazzo Carciotti. Volevo darvi la notizia in anteprima, oggi leggendo il giornale ci hanno bruciato, sì, e poi abbiamo avuto appunto lo sgombero degli migranti, perciò sarò assolutamente ben lieto di ritornare per fare un piccolo focus anche, se possibile, qualche immagine, così capiremo meglio insomma che cosa sarà di questo bellissimo palazzo che abbiamo visitato più volte all'interno, in uno stato purtroppo di abbandono ancora, no? Però, sono 14.000 metri quadri sì, abbandonati da ormai illo tempore da molto tempo, da molti anni, che il comune ha ereditato, se non mi sbaglio della capitaneria, ha sottoutilizzato alcuni spazi, nel senso che non aveva la necessità, poi è andato all'asta dal 2018-2019, ha avuto tutta una serie, un iter, eccetera. E ne parleremo la prossima volta. Allora, grazie Riccardo Ledi, torni presto a trovarci. Grazie. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e buon proseguimento di giornata a tutti.